Una buona giornata, ben ritrovati, eccoci in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questo ultimo giorno di febbraio, tanti temi, tanta la cronaca, ma andiamo subito con la diretta a Palazzo Balbi dove sta parlando in questo momento il presidente del Veneto Luca Zaia, che sta presentando il nuovo direttore generale della sanità, il dottor Massimo Annichiarico. Sentiamo subito il collegamento da Venezia. Raggruppato gli uomini e le donne della sanità e poi ci riconsegna questa sanità assolutamente in ordine. Quindi voglio ringraziare perché ci ha messo, oltre che la professionalità, il cuore nel governo in questi 2 anni, 2 anni ci stai, no? 2 anni. Dopodiché va in pensione, per modo di dire, nel senso che ha deciso di andare in pensione e sta facendo il tour di tutte le montagne più alte del mondo. Spero che non si faccia male e che non crei spesa sanitaria al Veneto soprattutto. E quindi io passerei la parola prima al dottor Annichiarico, che è ovviamente l'attore protagonista di questa giornata, e poi un breve saluto da parte del dottor Flor. Fra l'altro si conoscono, per cui non c'è neanche, come si può dire, problema della presentazione. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto doverosamente, non di rito, al Presidente Zaia e all'assessore Lanzarin per questo grandissimo atto di fiducia nei miei confronti. Sono onoratissimo di questa nomina. Sulla mia storia professionale ha già detto tutto il Presidente, quindi io non mi ripeterò. Posso dire sicuramente che i temi che il Presidente ha citato, in particolare la medicina del territorio, l'innovazione organizzativa e il livello di avanguardia che il sistema regionale del Veneto ha nel nostro Paese, rappresentano i punti di riferimento e rappresenteranno certamente i punti di riferimento per la durata del mio incarico. Sento tutta la responsabilità di essere stato individuato per dirigere la sanità di una regione che è assolutamente di riferimento sul livello nazionale e ovviamente l'obiettivo che mi pongo e l'aspettativa che so di avere è che questo livello di riferimento continui a essere tale e anzi diventi ancora di più un livello di riferimento di carattere addirittura europeo, perché certamente siamo in una situazione dal punto di vista della qualità dei servizi, si può sempre migliorare, ma che è oggetto di grande attenzione sia a livello nazionale sia da parte di altri Paesi. Naturalmente non mancheranno le difficoltà, ci sono sempre, ma rappresentano il sale del nostro lavoro, cercheremo insieme sicuramente di superarle. Colgo anch'io l'occasione intanto per ringraziare l'amico Luciano per il lavoro che ha fatto e che la tavola apparecchiata che mi ha fatto trovare ovviamente, alla quale mi siedo, e ringrazio anche tutti gli altri direttori generali e tutta la squadra della Regione che sarà pienamente coinvolta in questa attività, che ho già avuto modo di incontrare e di conoscere grazie all'assessore Lanzarin. Lavoreremo tutti quanti insieme perché sono le alleanze che portano ai risultati migliori. Grazie di nuovo a tutti voi, grazie al Presidente e all'assessore Lanzarin. Adesso lo scalatore. Grazie e buongiorno a tutti. Devo ricambiare il grazie del Presidente perché insomma le cose spesso si fanno con la collaborazione e la collaborazione io l'ho sempre avuta, e se siamo arrivati anche a fare cose molto importanti è perché abbiamo condiviso un progetto, abbiamo condiviso un punto d'arrivo. E quindi ringrazio l'assessore, ringrazio il Presidente della Regione Veneto che mi ha dato questa opportunità di un'esperienza incredibile. Al dottor Annichiarico io auguro buon lavoro e io ho detto solo: guarda Annichiarico, io non ci sarò solo quando mi chiami. Io farò altro, ma quando tu avessi bisogno tu puoi chiamarmi e io credo che in pochi minuti possiamo sentirci, vederci e fare quello che serve, quello che riteniamo sia utile per mantenere il nostro servizio sanitario al livello che si è conquistato. E non lo dico banalmente, lo dico perché noi pensiamo che il livello medio sia quello veneto. Non è così. E io credo noi dobbiamo continuare a lavorare per mantenere il nostro livello, lo standard che ci siamo costruiti, e se richiede sacrifici bisogna fare i sacrifici, ma sono le risposte ai cittadini che il servizio riesce a dare quello che conta e quello che viene poi valutato. Grazie di nuovo a tutti, buon lavoro a Annichiarico e grazie Presidente. Grazie. Quindi Flore, silente ma non assente, a ricordarselo.
Domande per il dottor Anichiarico? Prego. Prego, vieni. Se vi presentate ancora non vi conosce. Filippo Tosato, buongiorno, dei quotidiani. Buongiorno. Gedi, insomma, almeno per ora. Non stai iniziando con altri Vabbè, ho cominciato male. No, invece una domanda sulla della riduzione delle liste d'attesa, no? Che forse è il problema dei problemi. Lei è un veterano, insomma, sappiamo che ha ben operato in precedenza. Che idea si è fatta, come si può, insomma, non diciamo eliminare, ma come si può aggredire questo problema in maniera concreta? Perché già il direttore Flor ci ha provato, qualcosa è riuscito a fare, insomma la stagione del Covid ha anche aggravato poi la situazione. Grazie. Grazie a lei. Guardi, provo a dare una risposta non fumosa, perché come lei giustamente ha sottolineato, la ringrazio. È un tema, a parte che chi si occupa di sanità difficilmente può non occuparsi di temi di liste d'attesa, ma è un tema del quale mi sono specificamente occupato. Cerco di dare una risposta non fumosa dicendo questo. Innanzitutto non esistono ricette, perché se esistesse una ricetta verrebbe venduta, secondo me, via come il pane, perché è un problema che riguarda tutti i servizi sanitari del mondo occidentale. Io so questo con certezza, è un tema che può essere gestito con buoni risultati, non ho detto risolto, ma sicuramente gestito con buoni risultati, per i cittadini intendo naturalmente i buoni risultati, richiede un'applicazione costante e continua che riguarda tutti i livelli dell'organizzazione, dai professionisti al management. Non è esclusivamente un tema di risorse, ma è moltissimo un tema di organizzazione del lavoro e, concludo dicendo questo, è il primo degli obiettivi che il Presidente Zaia mi ha dato. E questo vuol dire che sarà ovviamente per me il primo obiettivo. Concludo dicendo, come ho cominciato, dicendo che quindi non mi esprimo, non mi sento di dare ricette, ma so con certezza, per aver vissuto in altri contesti, intanto che non esistono soluzioni che vanno bene per tutte le taglie. Ogni contesto territoriale ha le sue caratteristiche, anche organizzative, quindi mi riservo di valutare con l'assessore bene quali sono le soluzioni, le situazioni al momento per trovare soluzioni organizzative, però quello che è certo è che, come è stato possibile dimostrare anche in altri contesti, è un problema che è possibile sicuramente aggredire a tutto vantaggio dei cittadini e portare a un livello di capacità il sistema di essere soprattutto equo per chi deve accedere alle prestazioni. Grazie. Buongiorno, Alda Lanzani, Gazzettino, piacere di conoscerla. Oltre al problema delle liste d'attesa c'è anche la carenza di professionisti della salute, della sanità, medici, infermieri e quant'altro. Quindi una delle motivazioni, delle spiegazioni che vengono date è se non ci sono medici. Lei come intende organizzare, risolvere no, ma come intende far fronte a questa situazione? Cooperative, gettoni? Dunque, intanto lo dico ovviamente ironicamente, datemi il tempo di arrivare, perché se fossi arrivato qui con tutte le... posso garantire che non è stata questa la motivazione magica per cui il Presidente Zaia e l'assessore hanno fatto la loro scelta, perché se avessimo avuto le ricette per risolvere con un colpo di bacchetta magica tutti i problemi della sanità, probabilmente non saremmo qui né noi né voi. La sua domanda è riferita alla carenza assoluta o alla carenza specifica? Perché sono due problemi diversi. La carenza assoluta è un problema in generale legato a un tema di programmazione delle risorse, sia dell'accesso alla facoltà medica, che è un problema in via di superamento sicuramente, e un problema invece alla specializzazione medica. Sono due temi diversi, perché nel nostro Paese mediamente, dico mediamente perché di norma nel servizio sanitario non si lavora se non si ha la specializzazione in qualche disciplina. Poi mi soffermo un attimo sul tema delle cooperative che lei ha giustamente citato. Un tema è, dentro questo c'è il tema invece della carenza specifica, perché come sappiamo bene stiamo parlando soprattutto di alcune discipline, in altre addirittura c'è un problema di eccesso di offerta. Sicuramente bisogna, credo, e si sta già facendo, e Regione Veneto ha già proprie delle proposte da questo punto di vista di interventi mirati e specifici che possono incrementare l'attrattività del sistema pubblico per gli specialisti in alcune discipline, che cito perché tanto sono sempre quelle: pediatria, medicina d'urgenza e pronto soccorso, ostetricia e ginecologia, che sono anestesia, sono quelle che
tipicamente rappresentano i luoghi nei quali per varie ragioni o c'è maggior turnover o c'è maggiore attrattività da parte di altri produttori di salute. Ecco, in quel contesto credo che il Veneto abbia tutte le proposte da condividere con le regioni, ma anche da attuare localmente per trovare il modo, e ci sono tutte le ragioni perché sia così, per rendere il sistema sanitario del Veneto attrattivo soprattutto per quegli specialisti, in modo tale che scelgano il sistema pubblico del Veneto come soluzione. È chiaro che questo passa anche, un lavoro che l'assessore conosce molto bene, attraverso una serie di valutazioni di carattere tecnico che vanno fatte con le regioni, perché è un problema che va risolto anche a livello normativo. L'impegno è certamente quello di dedicarci, già da questi giorni abbiamo cominciato a guardare i documenti e abbiamo delle interazioni con le altre regioni. Io credo che sia possibile comunque trovare soluzioni anche locali nel rispetto di quella che la normativa anche sulla autonomia regionale ci consente di fare. Però non c'è dubbio che sia uno degli aspetti di maggiore. Però, ecco, ripeto, il Veneto ha gli strumenti perché i professionisti possono scegliere e decidere. Chiudo sul tema delle cooperative. Le cooperative sappiamo tutti che sono una distorsione del sistema, l'ha detto il Ministro, è stato sottolineato in tutte le sedi. Ovviamente il nostro intento è quello di cercare di risolvere questa distorsione. È una distorsione, come tale ovviamente il sistema va riposizionato su una stabilità che è quello di personale dipendente che abbia per primo la consapevolezza delle responsabilità che assume quando lavora, e queste responsabilità non si possono assumere se si lavora con modalità che a volte sono proprie di quelle forme di collaborazione, e devono stare nell'alveo, per quello che è possibile, e credo che la strada ci sia, dei rapporti di lavoro che il contratto collettivo nazionale ci dà. Questa è certamente la nostra volontà. Ecco dunque le prime risposte del nuovo direttore generale della Sanità Veneta, Massimo Annichiarico. Poi naturalmente ci ricollegheremo con Venezia per altri contributi. Adesso andiamo alla cronaca, da Padova in particolare. Potrebbe trattarsi di suicidio, ma il pubblico ministero vuole vederci chiaro. Per questo è stata aperta un'indagine sulla morte di una 47enne albergatrice di Abano Terme. È stata trovata morta con la pistola accanto al suo corpo. L'ipotesi più probabile è il suicidio, ma il pubblico ministero ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sul corpo di Maria Lidia Surico, 47 anni, albergatrice della zona termale, trovata priva di vita nella sua abitazione adiacente all'hotel che gestiva in via delle Terme. Il magistrato vuole fare chiarezza sulla vicenda. La donna presentava una ferita alla testa, è stata trovata riversa a terra nella sua camera da letto senza lasciare un biglietto di spiegazione del gesto. Inoltre, secondo la famiglia, non aveva mai manifestato segni di depressione o motivi per compiere il gesto estremo. Il corpo senza vita dell'albergatrice, originaria della zona di Bari ma da anni residente ad Abano, dove gestiva la pensione Belvedere, è stato ritrovato sabato mattina dai carabinieri. Accanto al corpo della donna la pistola del marito, regolarmente detenuta. L'uomo era andato ad acquistare dei dolci e la morte della 47enne è avvenuta durante la sua uscita. Ora andiamo sulla prima pagina del sito del Gazzettino, perché purtroppo arriva la notizia che non avremmo mai voluto dare: il caso di meningite del 17enne di Bassano del Grappa che giocava a basket, lo avrete presente, nel Riese, quindi anche nel Trevigiano. Meningite, speranze finite. È stata dichiarata la morte cerebrale del ragazzo colpito dalla meningite batterica. Dovremo poi avere modo di collegarci con Sharon Di Carlo da Bassano proprio per gli ultimi aggiornamenti e dettagli purtroppo su questo epilogo drammatico di questa infezione e anche sugli aggiornamenti rispetto alle profilassi, perché sono in continuo aumento. Si parla già di 265 soggetti raggiunti dalla profilassi perché entrati in contatto con questo giovane ragazzo di appena 17 anni, di cui, come detto, è stata dichiarata purtroppo la morte cerebrale. Davvero non avremmo mai voluto dare questa notizia. E a proposito di giovani scomparsi in età
precocissima, parliamo della morte del 18enne Edoardo Zattin, siamo a Padova in questo caso, sulla quale la Procura ha aperto un'inchiesta. Venerdì l'autopsia sul corpo del giovane che è morto, lo ricorderete, dopo l'allenamento di box. Sarà eseguita venerdì l'autopsia sul corpo di Edoardo Zattin, il 18enne di Este, morto dopo 2 giorni di ricovero in ospedale a Padova dopo un malore accusato al termine di un allenamento di box in una palestra di Monselice. L'incarico affidato dal pubblico ministero Maria D'Arpa al medico legale dovrà chiarire se a causare la morte del ragazzo, come sospettato inizialmente dai medici del reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Padova, sia stato un trauma a cui sarebbe conseguita l'emorragia cerebrale. Sulla sua morte è stato aperto un fascicolo d'indagine della Procura di Padova. I carabinieri di Monselice hanno già sentito gli istruttori della palestra e gli altri ragazzi presenti al momento dell'accaduto, che hanno confermato come il giovane non avesse ricevuto colpi. Intanto, in segno di lutto per la scomparsa di Edoardo, il corso di box dell'Iron Dojo Team è stato sospeso. Fin qui la cronaca, ma ci ricolleghiamo ora con Palazzo Balbi, dove sta parlando nuovamente il presidente Zaia. Sentiamo cosa sta dicendo. Che ha fatto la prima legge nazionale e forse ancora oggi l'unica regione che ha questa legge, mi confermate? Sì, a livello nazionale, e per mettere ancora l'accento su questi temi, perché guardate che il vero tema, il ventre molle di tutta questa partita, a mio avviso e a secondo anche rispetto a chi studia, diciamo, questi temi, è rappresentato dal pericolo che abbiamo rispetto al mondo giovanile, il quale accede a informazioni tramite la rete, una rete che non è controllata, non è il quotidiano che viene stampato e c'è chi ha dei professionisti e notizie validate, dove revisionismo e, come si può dire, retropensieri e ricostruzioni storiche negazioniste, cioè ancora in rete c'è qualcuno che sostiene che i campi di concentramento non siano mai esistiti. Siamo a questi livelli, lì sono stati deportati ebrei, 6 milioni di persone ammazzate, zingari, disabili, omosessuali, cioè questa è la vera storia di quello che è accaduto. Da un lato la Shoah, ma dall'altro anche tutto quello che la mente umana di più negativo poteva produrre, diciamo, lì ha avuto la sua sublimazione. Saluto tutti i presenti, ma li cito anche perché insomma è una giornata dove penso sia necessario ricordare anche chi c'era. Cristiano Corazzari, che è il mio assessore, la Presidente Scatto della Commissione Consigliare che è coinvolta. Saluto il Prefetto Pecoraro al quale poi, ma si può già accomodare, le do subito la parola, prego. Lo salutiamo in qualità di nuovo coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Andrea Giovannelli, funzionario del Coordinamento Nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Buongiorno. Mario Conte, che è il Presidente dell'Anci Veneto, nonché Sindaco di Treviso. Giancarlo Iannicelli, che è il Presidente del Consiglio Comunale di Treviso. Io non dico i titoli, vi dico se è dottore o tutte queste robe. Mirella Nappa, che è il Vice Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, che poi sarà una delle firmatarie assieme al Presidente Conte. Roberto Farnè, consigliere di amministrazione sport e salute SPA, eccolo là, buongiorno. Fausta Bressani, direttore della direzione cultura della Regione Veneto, buongiorno dottoressa, abbiamo già appena finito una riunione assieme. Davide Romanin Jacour, si pronuncia? Jacour, assessore della Giunta dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, al quale poi nella fase finale daremo la parola. Dario Calimani, Presidente della Comunità Ebraica Veneziana. Dario, eccolo là, sì, buongiorno Presidente. Sandra Levis, Vicepresidente della Comunità Ebraica di Venezia. Bene, se lo dice il Presidente, assente. Paolo Navarro Dima, Vicepresidente della Comunità, eccolo lì, ciao Paolo, Vicepresidente della Comunità Ebraica di Venezia. Rav Alberto Sermoneta, rabbino capo della Comunità Ebraica di Venezia, eccolo lì, salutiamo il nuovo rabbino capo e diamo l'occasione anche del benvenuto in Regione Veneto. Gianni Parenzo, Presidente della Comunità Ebraica di Padova, buongiorno, scusi. Gina Cavalieri, Vicepresidente della Comunità Ebraica di Padova, buongiorno. Adolfo, qua non che vedo ragazzi, Locci,
Adolfo Aron. Ecco, il presidente Zaia sta dunque elencando gli attori coinvolti nella firma di un protocollo contro l'antisemitismo che vedrà protagonisti anche Regione, ANCI, quindi Associazione Nazionale dei Comuni, e Ufficio Scolastico Regionale. Torneremo poi sul tema della firma di questo protocollo, che lo avete sentito, il presidente Zaia ha definito necessario purtroppo per evidentemente il timore di recrudescenze in questo senso. Ma adesso andiamo a Bassano del Grappa dalla nostra Sharon Di Carlo per la notizia che vi abbiamo dato poco fa, la dichiarazione purtroppo di morte cerebrale del 17enne colpito da meningite e l'aggiornamento sulle tantissime persone raggiunte dalla profilassi. Buongiorno Sharon. Buongiorno Lina e buongiorno a tutti i telespettatori di Antena 3, lo hai ricordato tu, questa mattina è partita l'ultima procedura di osservazione che appunto durerà 6 ore, al termine della quale sarà dichiarata la morte cerebrale del giovane 17enne, notizia che è arrivata in questi minuti. Noi eravamo qui al Dipartimento di Prevenzione dell'Ul7 Pedemontana in compagnia del dottor Antonio Stano, direttore del Dipartimento di Prevenzione, per aggiornare invece i numeri della profilassi. Come vedete qui c'è un cartello, ambulatorio profilassi, ed è qui che sono venute in queste ultime 48 ore le persone appunto a sottoporsi a questa profilassi. I numeri sono raddoppiati. Ieri qui nel territorio ci eravamo fermati più o meno a 100 persone, oggi sono 260. Il dottore mi ricordava che appunto il 17enne era stato anche a diverse feste durante la settimana e quindi sono state tantissime le persone che si sono recate qui in ambulatorio per la profilassi. Lina, ti restituisco la linea. Davvero una vicenda che colpisce e naturalmente, lo abbiamo sentito, coinvolge centinaia di persone. Allora, ora, mentre attendiamo di collegarci in telefonica con la collega di Belluno, Tiziana Bolognani, che ci parlerà dell'avvio dei lavori di demolizione della pista da bob di Cortina, tra l'altro sul tema Olimpiadi, ieri abbiamo realizzato un servizio importante sulla cabina di regia che ha visto la presenza anche del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Venezia. Vi ricordo nel frattempo quello che è il nostro sondaggio in vista di Ring questa sera, dedicato alla politica e alle primarie del Partito Democratico che si sono svolte domenica con la vittoria di Elly Schlein su Stefano Bonaccini. E dunque la nuova segretaria, il PD, il Partito Democratico, rischia la scissione per rispondere di sì e dunque affermare che questa nuova segreteria rischia di dividere in particolare moderati e invece esponenti di sinistra. Digitate come sempre lo 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690. Noi raccoglieremo le vostre opinioni come sempre, poi nel corso di Ring in onda questa sera dalle 21:15 vi daremo quello che è poi l'esito del vostro sondaggio. Vediamo in particolare su questo di riuscire a farvi vedere, eccolo qua, quello che è stato invece l'esito del sondaggio di ieri. In particolare vi avevamo chiesto: strage di migranti a Crotone, colpa del governo? Per il 90,4% e quindi la stragrande maggioranza di voi che avete risposto. Sono state quasi 6.000 le chiamate ricevute, la risposta appunto è stata sì, è stata no, scusate, solo il 9% un sì. Ora andiamo allora da Tiziana Bolognani in diretta perché è cominciata la demolizione a Cortina della pista da bob. Buongiorno Tiziana, abbiamo visto delle immagini molto significative che ci ha inviato.
Sì, buongiorno Lina, sono immagini che insomma, finalmente danno il senso anche dell'avvio del lavoro più atteso per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026. Questa demolizione controllata, come hai giustamente detto tu, durerà 60 giorni e si tratta del primo lotto dell'intervento. A seguire partirà la realizzazione di una vero e proprio lavoro di rigenerazione, di riqualificazione, così come lo ha definito ieri l'amministratore delegato commissario di Milano Cortina 2026 Sant'Andrea, una opera di riqualificazione delle aree contermini. Parliamo di circa 7 ettari che attualmente sono semi abbandonati. La pista, i costi sono stati riferiti una volta per tutti nelle ultime settimane, insomma negli ultimi mesi. Voci parlavano di un aumento di costi che sfiorava i 100 milioni di euro, invece Sant'Andrea ha detto che la pista vera e propria costerà 61 milioni, a cui devono essere aggiunte le spese per un intervento acquedottistico, perché il ghiaccio sarà prodotto da acque di acquedotto, e la spesa arriverà fino a 85 milioni di euro. Queste sono le cifre. In queste cifre sarà ricompreso anche un memoriale storico sulle Olimpiadi del 56, insomma una storia a 70 anni da quell'evento che cambiò decisamente il volto e la storia di Cortina attraverso lo sport. Nei prossimi giorni sarà conclusa la progettazione esecutiva del nuovo sliding center, insomma della pista da bob, e entro i primi di aprile è stato confermato che la gara d'appalto potrà essere bandita. Insomma, diciamo che con l'avvio delle opere di demolizione veramente il cantiere dell'impianto sportivo più importante per le Olimpiadi 2026, il cantiere è stato finalmente aperto. Finalmente lo diciamo naturalmente perché ieri il Presidente del CONI ha detto che la priorità assoluta in questo momento è tutta dedicata e rivolta agli impianti sportivi. Resta la questione invece delle infrastrutture viarie e sapete, ve l'abbiamo riferito nel telegiornale anche della scorsa settimana in occasione di un importante convegno che si è svolto e che è stato organizzato da Confindustria a Belluno Dolomiti. Per quanto riguarda invece le opere viarie dovremo arrivare cioè sappiamo già che entro il 2026 non saranno concluse tutte le varianti previste dai progetti di ANAS, e si parla del chiusura lavori, fine lavori per il 2028. Lina. Grazie a te e grazie per questi aggiornamenti. Allora noi andiamo a rivedere quello che è stata la giornata di ieri rispetto appunto alle Olimpiadi 2026, in cui si annunciava proprio ieri la demolizione naturalmente della pista da bob Eugenio Monti, con la cabina di regia olimpica che appunto, come vi dicevo prima, ha visto dei protagonisti davvero d'eccezione. Vediamo. Le cose si stanno schiarendo momento dopo momento, anche alcune scelte. È chiaro che ci sono delle valutazioni finanziarie che competono al governo. Di tutte le questioni che sono all'ordine del giorno, gli impianti sportivi rappresentano la priorità delle priorità, perché senza di quelle non è possibile fare le Olimpiadi. Il numero 1 dello sport italiano plaude alla riunione migliore e più efficace al termine della seconda cabina di regia sulle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026, che si è tenuta oggi a Venezia. I tempi stringono e, bisticcio di parole permettendo, di tempo non ce n'è più. Si lavora a testa bassa perché gli impianti sportivi sono la priorità assoluta. In questo senso a Cortina la giornata di domani rappresenterà un punto di partenza per la realizzazione del nuovo sliding center. E domani inizierà la demolizione controllata che abbiamo denominato strip out, che durerà 60 giorni
che è il primo lotto stralcio funzionale dell'intervento. L'investimento per la nuova pista è di 61 milioni di euro. Il totale, compresi i costi per la riqualificazione delle aree contermini, arriverà a 85 milioni. Nei prossimi giorni sarà chiusa la progettazione esecutiva. Entro i primi di aprile la gara d'appalto. Il sindaco di Cortina Lorenzi ha chiarito le questioni relative al villaggio olimpico a Campo, oggetto delle proteste degli ultimi giorni, che sarà realizzato e smontato dopo la chiusura dell'evento. Nessun esproprio, ha confermato Sant'Andrea. Abbiamo una quantificazione di 1200 persone tra atleti e tecnici. Lavoreremo insieme alla Fondazione Milano Cortina, che è l'organizzatore proprio dell'evento, cercando di ottimizzare i picchi il più possibile e contenere il più possibile quelli che sono i moduli abitativi che utilizzeremo. Stiamo affrontando tutte le questioni, anche cercando di sciogliere i nodi ancora rimasti irrisolti. Credo che sia un presupposto fondamentale. Vedrete ogni 15 giorni l'aggiornamento, lo stato d'avanzamento. Se avessimo ascoltato i gufi, i Menagramo e i professionisti del no, non saremmo qua e non sareste qua, perché le Olimpiadi non sarebbero in Italia nel 2026. Stiamo correndo per realizzare in tempo utile tutti i cantieri necessari, strade, ferrovie, impianti sportivi, quindi una grande occasione per l'Italia, che crede nel futuro, che crede nelle grandi opere, che crede nei progetti, che crede nell'innovazione. Opere concluse all'80%, questo è l'impegno dei principali attori dell'evento sportivo mondiale. Siamo sul pezzo e nei termini previsti. Il commento del presidente veneto Luca Zaia. Abbiamo discusso di opere del Veneto, lo sliding center, quindi quello che comunemente viene definito BOB, piuttosto che villaggio olimpico e altre opere. Diciamo che siamo stati molto operativi e oggi si è deciso gran parte del lavoro che si farà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Questo dunque è il racconto che ci aveva fatto ieri Tiziana Bolognani, stamattina poco fa gli aggiornamenti. Ora noi andiamo velocemente in pubblicità e poi tra poco con nuovi temi, nuove notizie e nuovi ospiti. Di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3, ben ritrovati. Allora ripartiamo dalla cronaca e dalla notizia del patteggiamento di pena di 1 anno di reclusione per l'anziano di 80 anni di Robegano di Salzano, finito a processo per la morte nel luglio del 2020 proprio a Robegano della 77enne Zita Rampaldo, la vedete. L'anziano aveva perso il controllo della sua macchina invadendo la corsia opposta e scontrandosi violentemente con la Smart su cui viaggiavano la donna e un'amica rimasta a sua volta gravemente ferita. Giovedì in tribunale a Venezia il patteggiamento, l'anno di reclusione è stato commutato con lavori di pubblica utilità. L'anziano era stato rinviato a giudizio con le accuse di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime. Gli è stata inoltre inflitta la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida sempre per 1 anno. Rimaniamo a parlare di tragedie sulle strade perché la nonna di Gabriel Andretta, il 19enne, morto in un incidente stradale a pochi metri da casa, ha lanciato un appello: mettere subito in sicurezza, dice, quella strada per salvare la vita ad altri ragazzi, anche se a noi oramai non serve più. La sera che serata doveva essere? Una serata di festa? Sono andati al compleanno, erano felici, come sempre i ragazzi, e poi basta. Avvolta in un dolore lacerante e infinito, con gli occhi straziati di sofferenze e colmi di lacrime, è nonna Maria Teresa a raccontarci chi fosse l'amatissimo nipote, Gabriel Andretta, scomparso a soli 19 anni per un incidente stradale, domenica alle 2 del mattino, a nemmeno 1 chilometro da qui, casa, a Fossà di San Dona di Piave, dove era atteso il suo rientro dopo una festa tra amici di paese nella vicina Calvecchia. È stato il gemello Riccardo, non vedendolo arrivare, ad andargli incontro, scoprendo i fari accesi dell'auto illuminare le profondità del canale Grassaga. Appunto, perché è stato lui a tirarlo fuori dalla macchina, perciò. Cosa gli ha detto quando vi siete salutati l'ultima volta? È stato qui a pranzo giovedì, come sempre, era allegro e basta.
Sul luogo della tragedia ancora visibili i segni del violento impatto, con pezzi di auto e carrozzeria volati qua e là tra i rovi dell'argine, dove qualcuno oggi ha posizionato una piantina di boccioli di rosa gialli. Bisogna agire sul fronte della prevenzione e rendere più sicura la comunale via Fossà, così sgomenta a fil di voce la nonna di Gabriel. Ci vorrebbe un guardrail, anche quelle buche che ci sono e ne hanno tappate 2 e le altre sono là. Non so perché, fanno sempre sti tamponi, mettono, che sono peggio di niente. Lei da nonna di Gabriel dice quella strada va messa in sicurezza. Appunto, certamente, per tutti quanti, ormai a lui non serve più, però ce ne sono tanti ragazzi che passano di là. Queste le dolorose parole della nonna di Gabriel. Dunque, torniamo a Venezia, dove vediamo che sta intervenendo il presidente di ANCI Veneto, il sindaco di Treviso, Mario Conte. Insieme ci si lavora tutti insieme nel quotidiano e quindi noi sposiamo convintamente questo protocollo perché crediamo che la soluzione si possa trovare attraverso la cultura, il racconto della storia e soprattutto combattendo ogni forma di violenza e di discriminazione. Quindi grazie Presidente. E grazie al rappresentante delle comunità e grazie anche alla dirigente scolastica. Prego. Mario Conte. Non vedo niente. Si firma sempre in 2 perché uno vede e l'altro no. Funziona così. Questo è mio per esclusione. Perfetto. Grazie. Rimanete pure qui. Vorrei invitare adesso a chiusura, in chiusura se porto un saluto come concordato Davide Romanin Yacour, membro della Giunta delle Comunità Ebraiche Italiane. Prego. Buongiorno Presidente, buongiorno signori. Ecco, avete visto la firma allora del protocollo, stanno proseguendo i numerosi interventi che il Presidente Zaia aveva elencato poco fa per la firma, appunto la sottoscrizione di questo protocollo contro l'antisemitismo che interesserà, vista il coinvolgimento dell'ufficio scolastico regionale, anche gli studenti delle scuole. Ora noi parliamo di politica, torniamo alle primarie del Partito Democratico con 2 ospiti che dovrebbero già essere collegate, che saluto e ringrazio. Buongiorno, eccole qua. Allora, Vanessa Camani, consigliere regionale del Partito Democratico, e Laura Puppato, che del Partito Democratico è stata parlamentare e rappresentante nel territorio trevigiano, tuttora molto attiva. Buongiorno a entrambe, ben ritrovate e grazie per la vostra presenza. Grazie a lei e agli ascoltatori. Buongiorno. Allora io ho immaginato, invitandovi, un dialogo tra esponenti anche femminili per sottolineare innanzitutto questa novità naturalmente della guida da parte di una donna della segreteria del Partito Democratico, tra l'altro che arriva a pochi mesi di distanza dalla prima donna Presidente del Consiglio dei Ministri, per cui una ulteriore novità in questo senso. E vorrei partire proprio chiedendovi se questa guida da parte di una donna in particolare può, dal vostro punto di vista, imprimere una qualche caratteristica differente, particolare rispetto alle precedenti gestioni. Allora andiamo in ordine alfabetico per non far torto a nessuno. Camani, buongiorno. Ma buongiorno, io penso che sia una buona notizia in generale, nel senso che pur essendo semplicemente esempi, la prima Presidente del Consiglio, la prima segretaria del PD donna, e pur avendo piena consapevolezza che questi obiettivi raggiunti non incidono minimamente sulla montagna ancora che c'è da scalare affinché le donne possano realmente assumere incarichi di responsabilità in maniera paritaria nella società italiana in particolare, io credo sia una buona notizia per il Partito Democratico, che è un partito che da un po' di tempo è impegnato a connotare maggiormente la propria iniziativa politica attorno ai temi di genere e alla parità di rappresentanza. Naturalmente, giusto per
come dire, indicare una differenza tra la Premier Meloni, anzi il Presidente Meloni e la segretaria Elly Schlein, è che ovviamente non basta essere donne per poter dare per scontato che questa leadership sia una leadership femminista. La leadership di Giorgia Meloni sembra non esserlo, e lo dico sulla base delle scelte, delle prime scelte che questo governo ha compiuto appunto attorno alle politiche di genere. Penso alla mancata approvazione del congedo paritario per mamma e papà, penso alla modifica delle regole che possono consentire alle donne di accedere ad opzione donna, che sono penalizzanti nelle nuove formulazioni del governo per le donne che hanno meno figli o non hanno figli. Quindi diciamo che non è detto che una leadership femminile sia anche una leadership femminista. Elly Schlein invece ha dichiarato fin dall'inizio, e lo ha anche, come dire, praticato, che lei intende essere una segretaria femminista, cioè che rimette al centro del dibattito pubblico e dell'interesse del Partito Democratico il tema di genere non come, diciamo, argomento a latere, ma come una delle questioni principali attorno a cui costruire e ricostruire la nuova linea del Partito Democratico. Quindi direi che è una buona notizia, come si dice, la condizione necessaria ma non sufficiente, ecco, per mettere finalmente le donne al centro di un nuovo protagonismo. Benissimo. Laura Puppato, cosa ne pensa? Allora, devo dire che forse per l'età, no? Nel senso che man mano che si cresce, diciamo, si matura, mi piacciono sempre meno le formule e gli slogan, mentre mi piace molto l'idea che ci sia una figura femminile che possa rappresentare obiettivamente un interesse diverso per una società diversa. Intendo che il tema della figura di genere, che è stato gestito e trattato in queste come nelle elezioni del 25 settembre, sostanzialmente come se il cambiamento arrivasse solo dal genere, lo trovo forzato, tanto quanto prima il cambiamento era sempre patrimonio esclusivo del genere maschile. Evidentemente dipende di che persone stiamo parlando. Diceva prima bene Camani, abbiamo una premier femminile, ma non lo è di fatto nelle scelte che sta facendo e neanche in quelle che probabilmente farà. E vediamo che cosa significa, no? In parte lo diceva proprio adesso la collega che ha parlato, e cioè di fatto noi abbiamo un paese con forti gap dal punto di vista reddituale maschi-femmine, cioè donne e uomini, abbiamo un fortissimo gap per i servizi sociali. Si avvicina una data, che è la fine di marzo, in cui dovremmo vedere, tra le altre cose, aspetti come il quoziente familiare, oltre che la flat tax applicata a determinate categorie, sembra, in modo che poi è una flat tax finta, perché sappiamo che saranno scaglioni, in realtà usiamo le parole anche qui in maniera totalmente difforme dal senso che hanno, ma insomma per scaglioni dovremo appunto andare a verificare che cosa si riesce a fare per ridurre il numero delle aliquote fiscali. Che cosa significa questo? Che il quoziente familiare, se applicato in un certo modo, assieme alle aliquote fiscali, potrebbe rendere assolutamente inopportuno il lavoro femminile. Quindi stiamo molto attenti, perché questo è un allarme che è già partito a livello, diciamo, europeo, e che in Italia potrebbe vederci ulteriormente penalizzare non solo la realtà del sociale generale e il mondo femminile, ma ridimensionare anche il nostro prodotto interno lordo, il PIL famoso. Noi sappiamo che se avessimo lavorato offrendo servizi alle famiglie, oggi avremo senz'altro un paese ancora molto più competitivo di quanto non sia, proprio per aver permesso in maniera identica ai due soggetti uomo-donna, va bene, di poter godere dell'opportunità, dell'autonomia che il lavoro offre e di poter, perché no, realizzare la propria vita anche attraverso un lavoro che soddisfa. Quindi queste sono sfide immediate, sfide per l'immediato futuro. È evidente che ci aspettiamo un forte Partito Democratico a guida femminile su questi temi. Appunto, ci contiamo proprio.
Benissimo, allora naturalmente anche per i telespettatori la logica dell'invito rivolto a 2 esponenti del Partito Democratico, al di là di 2 donne, è che eravate diciamo su schieramenti differenti per queste primarie, no? Laura Puppato per Stefano Bonaccini e Vanessa Camani per Elly Schlein. Ve lo ricordo anche perché il sondaggio che lanciamo in vista di Ring questa sera in prima serata su Antenna 3 si chiede una domanda molto schietta, molto netta. Elly Schlein segretaria, il PD rischia la scissione dal vostro punto di vista, perché abbiamo sentito anche da parte di esponenti del partito sul territorio avanzare dei timori su questa svolta tra virgolette a sinistra del Partito Democratico che potrebbe non piacere necessariamente al popolo moderato, e abbiamo già visto il terzo polo farsi avanti per richiamare a sé quelli che possono essere degli eventuali scontenti. Allora, la domanda che pongo anche a voi è quella che abbiamo posto ai telespettatori. Il PD rischia la scissione? Cominciamo da Puppato questa volta. Allora, decisamente, come dire, io ho sostenuto in maniera convinta Stefano Bonaccini e gli ho chiesto addirittura di candidarsi, questo ancora nel lontano agosto del 2022, ben prima del risultato elettorale. Perché ho fatto questo? Perché ho dato priorità, come moltissimi amministratori. La cosa, diciamo, originale di questi 2 contendenti nella parte finale delle primarie del PD è che l'uno aveva ricevuto un fortissimo applauso, diciamo, e convinto sostegno da parte degli iscritti, invece Elly molto meno. L'altra questione era che entrambi si presentavano come il cambiamento. La differenza tra i 2 è che Elly ha una storia fuori dal Partito Democratico fino a oggi, praticamente fino a dicembre, quando si è iscritta per la seconda volta, perché era già stata iscritta, ricordiamolo, e poi aveva scelto diversamente di andarsene nel lontano 2014, e invece l'altro è una persona che ha guidato in maniera straordinaria l'Emilia-Romagna, prima Regione d'Italia non per mia scelta, insomma, o per mia dichiarazione, ma prima perché questo risulta dalle graduatorie nazionali sia sulla salute pubblica, sia sul diritto all'istruzione, sia sul prodotto interno lordo in termini di crescita negli ultimi anni, sia sulla qualità, per esempio sui piani ambientali e territoriali, quindi una regione guidata con il cuore e con la mente di centrosinistra, che poteva essere, a mio avviso, un ottimo segretario per rappresentare la società e l'Italia che stiamo cercando di fare, di costruire. Un'Italia assolutamente responsabile e propositiva, ma anche un'Italia che dia spazio a livello appunto sociale e imprenditoriale a chi ha la forza e la volontà di potersi spendere a favore degli altri. Quindi sostanzialmente quello che adesso ci chiediamo in moltissimi, non è certo il tema della scissione, che vedo come uno spaventoso, anche se non improbabile o non impossibile, ma insomma uno spaventoso scenario, perché abbiamo bisogno, ripeto, di un Partito Democratico forte, che sia in grado di tenere ovviamente dentro le culture che lo hanno costituito nel 2007 e che riesca a tornare a raccontare, diciamo, una storia credibile con persone credibili. Quindi tutto quello che avverrà nell'immediato futuro certamente ci dirà se abbiamo scelto, per parte mia, insomma, la persona giusta, ma ha comunque vinto una figura in grado di sostenere il partito, di essere determinata nell'andare avanti nonostante le difficoltà che ci saranno senz'altro, perché è questo che non ha dimostrato finora Elly, e cioè mantenere fermo il suo impegno all'interno del Partito Democratico anche negli anni in cui, per esempio, la segreteria del Partito Democratico non la rappresentava pienamente. Le scelte che farà Elly, anche in termini di segreteria politica, diranno molto. Lei, come dire, è stata sostenuta da tutti i capi corrente più importanti, da Andrea Orlando, da Franceschini, è stata sostenuta da Boccia, ha avuto al suo fianco Zingaretti piuttosto che lo stesso Bettini. Se, come dire, riuscirà in autonomia a sostenere una linea forte e rappresentativa
di un partito democratico perno del centro-sinistra, nessuno di noi certamente penserà di andarsene, e io penso che sarà così. Benissimo, chiedo a Vanessa Camani di avere la pazienza di permetterci di tornare prima di parlare a Venezia, perché stanno intervistando i colleghi il presidente Zaia, così sentiamo anche quali temi gli verranno sottoposti. Vediamo, perché il collegamento in questo momento è fermo, riceve poco, vediamo un attimo se parte. Al momento no, niente. Allora torniamo su Vanessa Camani e la domanda è la medesima, Vanessa, se si rischia una scissione oppure no dal suo punto di vista. Guardi, io penso che chi vince ha certamente la responsabilità di non dare motivazioni, argomenti per chi se ne vuole andare o per chi, come diceva Laura, può essere preoccupato rispetto a delle aspettative che andavano in un'altra direzione. E certo poi chi ha perso non deve, come dire, scappare, lasciare il campo perché ha perso, però sicuramente chi vince da questo punto di vista io penso abbia una responsabilità maggiore. Elly l'ha detto fin da subito, uno degli obiettivi che ci siamo posti con questo progetto politico era esattamente quello di costruire, di rafforzare, di contribuire a far crescere un nuovo partito democratico che fosse sinceramente plurale, realmente aperto, capace di farsi carico appunto dei punti di vista diversi e che ritenesse questi punti di vista diversi una ricchezza e non un elemento di divisione, cioè quello che il Partito Democratico non è stato in tanti anni che abbiamo alle spalle, e non ricordo tutte queste vesti stracciate rispetto al tema della pluralità allora. Ora lo dico perché però il tema dell'avere la forza e la capacità di rendere il Partito Democratico una casa accogliente non è in contraddizione con avanzare una proposta politica chiara, avere una linea politica chiara, avere una lettura della società chiara. Ed è, a mio giudizio, l'errore che invece in questi anni molto spesso il Partito Democratico ha compiuto, e cioè, per non scontentare nessuno, per non costringere il gruppo dirigente a risolvere alcuni nodi fondamentali, il Partito Democratico non è stato capace di essere percepito dagli elettori come un partito che chiaramente sapeva cosa doveva fare, dove era posizionato, qual era la linea politica. E proprio quel richiamo alla responsabilità a cui ancora Laura ci richiama è stato secondo me una delle ragioni per cui questo meccanismo non ha funzionato. Noi siamo stati per tanti anni il partito della responsabilità e non abbiamo saputo trasferire agli elettori una lettura chiara e netta di quali sono le contraddizioni della società moderna. Ora mi consenta di aggiungere 3 cose, perché ovviamente gli argomenti di Laura sono tutti degni di attenzione, sebbene un po' passati, nel senso che gli elettori hanno già detto cosa pensano rispetto a questi argomenti. Ma intanto il tema degli iscritti, cioè il fatto che effettivamente per la prima volta il voto delle primarie non è in sintonia, in continuità con il voto degli iscritti. Questo io penso che anziché essere un argomento che debba essere utilizzato per tentare di indebolire la nuova segretaria, dovrebbe essere invece una questione che ci porta a considerare se e quanto il gruppo dirigente di questo partito, che in questi anni ha condotto il partito, è stato in grado di rappresentare, leggere, sentire le sensazioni, le emozioni, le aspettative, le speranze dei nostri elettori. Forse proprio questa distanza tra quello che i dirigenti del partito, penso in particolare a questa regione dove di fatto tutto il gruppo dirigente stava con Stefano Bonaccini, come peraltro 4 anni fa tutto il gruppo dirigente stava con Maurizio Martina, quindi con, diciamo, lo sconfitto alle primarie. Cioè mi chiedo se secondo voi è normale che un gruppo dirigente adotti praticamente all'unanimità una decisione che poi viene smentita dagli elettori, dagli elettrici, dai simpatizzanti, da tutte le persone. Sono state tantissime, anche qua, malgrado i gufi, come si dice, che hanno scelto di dirci che ci credono ancora dentro questo partito. Io ritengo anche poco corretta
il richiamo al trascorso, diciamo così, fuori dal PD di Elly Schlein. Elly aderisce fin da subito al Partito Democratico, è una nativa e se ne va proprio nel momento in cui il Partito Democratico non era più in grado di essere la casa accogliente per tutti, e ve lo dice una che ha fatto fatica in quegli anni a ritrovarsi dentro quella casa. Certo non me ne sono andata, ma nel frattempo Elly Schlein, cioè finché era fuori dal partito, ha continuato a lavorare per il centrosinistra unito, ha costruito una lista civica importantissima che ha consentito a Stefano Bonaccini di vincere le elezioni in Emilia-Romagna, ha accettato l'invito di Enrico Letta di candidarsi in Parlamento per rappresentare l'area progressista, il centrosinistra, tutti quei mondi che guardavano e guardano il PD con interesse ma che non riuscivano a trovare agibilità politica dentro il PD. E io credo che dovrebbe essere un bel segnale che persone come lei, che non hanno mai abbandonato l'impegno politico e non hanno mai abbandonato il centro-sinistra, a differenza di altri che se ne sono andati da questo partito e hanno fatto scelte di posizionamento ben diverso, penso a Matteo Renzi, penso a Carlo Calenda. Ecco, lei ha sempre lavorato da fuori, ma insieme al Partito Democratico a livello territoriale e in particolar modo in Emilia-Romagna, per contribuire a costruire quella casa comune, e oggi continuerà a fare esattamente questa stessa cosa, solo che lo farà da segretaria del Partito Democratico. Io penso che dovremmo porci il problema di come mai agli elettori risulti più credibile qualcuno che ha un percorso di questo tipo, quando promette e pratica il cambiamento, piuttosto che il gruppo dirigente che invece da sempre questo cambiamento forse l'ha provato ad annunciare, ma in realtà non l'ha mai praticato. Io non farei, e chiudo davvero, lo suggerisco a Laura perché è un argomento, diciamo, scivoloso, non farei la gara tra quale dei due candidati era appoggiato da più capi corrente, perché io ovviamente ho ben presente la geografia correntizia del PD, ed è vero che attorno alla proposta di Elly Schlein si sono ritrovate, diciamo, delle anime, delle sensibilità certamente più a sinistra, ma che attorno a quelle correnti, a quei leader, a quei capi corrente, si è determinata e creata una mobilitazione che è andata oltre quelle correnti, cosa che non è avvenuta nella candidatura di Bonaccini. Allora, io se volete facciamo l'elenco di chi stava con chi a livello nazionale. Certamente la differenza tra gli uni e gli altri è che quelli che diciamo che attorno alla candidatura di Elly Schlein si è attivata spontaneamente dal basso una mobilitazione che dall'altra parte evidentemente quegli altri capicorrente non sono stati capaci di attivare. Grazie Camani. Vedo Laura che sta prendendo parecchi appunti e sicuramente vuole replicare. Tra l'altro butto lì anche un sasso in questo stagno, ma quelli che sono andati a votare alle primarie sono davvero tutti elettori del Partito Democratico? Boh, ci dica Laura. Sì. Allora, intanto la cosa importante è quando si fa parte di un'associazione, perché i partiti sono un'associazione, noi abbiamo questo orgoglio enorme di essere l'unico partito nell'arco costituzionale italiano tuttora presente nel Parlamento, quindi non proprio marginali, diciamo, da questo punto di vista. Quando si fa parte di un'associazione, la prima cosa, la più importante, è ovviamente non solo partecipare alle manifestazioni di pensiero di questa associazione, come nel caso specifico le primarie per quel che ci riguarda, ma farne parte in maniera attiva, propositiva, lavorarci ogni giorno. I militanti, diciamo, sono quel popolo che dedica la propria vita, un pezzo importante della propria vita in favore di un ideale e di una partecipazione prevista proprio dalla Costituzione. Allora, la cosa importante è che le persone che sono venute a scegliere e che in molti casi non ci hanno neppure voluto dare né mail né numeri di telefono, perché c'è anche questo da dire, insomma. Ci sono persone che probabilmente hanno semplicemente deciso, per esempio per una vicenda, io spero, di cuore o di pensiero, di piacere, no? Di scelta, diciamo, della persona che ritengono più utile al mondo del centro-sinistra, che vengano e che lavorino all'interno del partito, perché il senso
di stare dentro in un partito non è quello di farne un'OPA, cioè un'offerta di pubblico acquisto, semplicemente andandoci dentro quando ci pare di vedere un pertugio per le nostre volontà di tipo dirigenziale, ma è quella di lavorarci in maniera proficua giorno dopo giorno. Quindi staremo a vedere. Io non ho pregiudizi e non ho neppure le certezze che invece dimostra Vanessa Camani. Purtroppo non è neanche vero quello che lei ha detto, nel senso che se noi guardiamo la dirigenza veneta, dichiarazione di oggi da parte del massimo esponente che è il segretario regionale, lui in realtà ha votato Elly Schlein. Quindi quando parliamo di dirigenza regionale dipende di chi parliamo. Io non sono da questo punto di vista una persona che possa essere considerata parte integrante dell'establishment, insomma l'ho combattuto spesso, ho fatto no, non so che cosa intendi per establishment. Io sono 5 anni che non ho ruoli istituzionali e come ben sai, quando mi sono proposta come segretario politico del Veneto in diciamo difformità, in differenziazione importante rispetto allo stesso Martella che ha fatto 5 legislature e che ha fatto pure la richiesta di avere il vitalizio, diciamo, attraverso un'azione legale insieme con Alfano, credo di poter dimostrare che abbiamo decisamente 2 modelli di società molto diversi. Quindi io penso, io non ti ho interrotta, quindi vorrei completare. Scusami, per la parte diciamo che va a tratteggiare chi sta con chi, il fatto che con Bonaccini ci fossero tutti gli amministratori a me sembrava un elemento di grande garanzia per un partito che vuole governare i problemi, non solo dichiarare le proprie volontà di grande radicalità. Quindi staremo semplicemente a vedere. Le scelte, ripeto, che farà Elly Schlein saranno determinanti. Per parte mia credo che se non ci sarà un'effettiva necessità e capacità di scegliere in maniera autonoma chi le sta al fianco e soprattutto le modalità con cui vogliamo portare avanti il Partito Democratico, un rischio che questo partito non sia più quell'attrattore di consenso, non possa più essere quella speranza che per cui molti abbiamo lavorato nel corso di questi anni e vorrei dirti di questo quindicennio, insomma, perché io sono stata tra i fondatori del Partito Democratico e non l'ho mai lasciato, anche se potevo trovarmi in contrasto con modalità di portare avanti il partito che sono quelle che ha in parte ben detto. Quindi il tema è che quello che dobbiamo dimostrare è quello che sarà, quello che è stato è quello che è stato e non si piange sul latte versato, si può solo cercare di cambiare. Il cambiamento, la modalità con cui avviene il cambiamento, perché non sia quello di Tomasi di Lampedusa, insomma, no? Il gattopardismo di cui siamo stati troppo volte capaci di leggere o di sentire o di ascoltare nel caso specifico nelle tante assemblee e nelle tante realtà che abbiamo condiviso e vissuto anche con Vanessa, sarà quello che ci determina e che determina se questo è il partito che possiamo far crescere, contribuire a far diventare il perno di un'area progressista, un partito che sia davvero in grado di creare consenso e di creare un modello di società che è quello a cui penso tutti aspiriamo, seppure evidentemente identificando chi lo guida in maniera diversa. Quindi insomma nessuna particolare preoccupazione, certamente è un periodo per noi questo di estrema attenzione alle questioni che saranno il futuro di questo partito, io credo. Certamente, allora il tempo sta terminando, vi Però chiederei un minutino a testa di considerazioni finali, un minutino, Vanessa. No, ma più di un minutino, perché sono state dette delle bugie e io penso che per amore di questo partito, Laura, proprio per amore di questo partito, oltre che per la verità, bisogna puntualizzare alcune cose. Vedi, il segretario regionale non ha chiesto nessun vitalizio perché avendo fatto 5 legislature non ha bisogno di chiedere il vitalizio, come giustamente tu sapevi. Mi risulta che l'unico che abbia un po' di vitalizi, almeno un paio, qui sia tu, quello regionale che ti sei fatto liquidare, No. cioè wow, tutte le carte, quello regionale che ti sei fatto liquidare compensando, se dico cose sbagliate scrivimi, querelami, guarda, ho le carte, che ti sei fatto liquidare versando quello che ti mancava per poter raggiungere la soglia necessaria per poter essere il vitalizio regionale, anziché pagato al momento della maturazione dell'età pensionabile, liquidato in contanti.
Guarda, ti mando le carte, le mando a te e anche alla ma non redazione. serve perché... così perché io, ripeto, non ricevo nessun vitalizio dalla Regione del Veneto e questa è una menzogna spudorata. Te lo sei fatto liquidare in contanti quando hai smesso di fare la consigliera regionale per andare a fare la senatrice della Repubblica. Ma ti ripeto, mando le carte a te e alla redazione, così se sbaglio faccio anche pubbliche scuse. Detto questo, quando io parlavo di tutta la dirigenza nazionale a sostegno di Bonaccini, intendo tutti i parlamentari attuali, tranne Alessandro Zan, tutti gli ex parlamentari, tutti i consiglieri regionali e sostanzialmente 2/3 dei segretari di federazione. Questo per me, io deduco che questa è il gruppo dirigente del PD Veneto, che era oggettivamente schierato su Bonaccini, quindi non mi pare di aver detto nulla e il segretario regionale, secondo me anche, io avrei preferito che si schierasse, ma proprio per voler bene al partito ed evitare le strumentalizzazioni che però vedo continuano ad esserci, ha deciso di non esporsi verso nessuno e ha semplicemente dichiarato oggi, cioè a urne chiuse, aperte e a segretario proclamato, che ha votato per uno piuttosto che per l'altro. Ma io penso che dovremmo, come dire, se davvero diciamo che l'unità è un tema che ci interessa, dovremmo anche saper percorrerla, praticarla, ecco, essere un partito che magari si lascia anche un po' alle spalle le insoddisfazioni personali e le legittime amarezze, perché io non sottovaluto minimamente quanto la sconfitta di un progetto nel quale si è creduto, come ha detto Laura, sia un'amarezza che rimane e che io però credo che dovremmo, come dire, se vogliamo davvero bene al partito e se pensiamo che davvero attraverso la prova democratica delle primarie possa esserci ancora una funzione che questo partito può svolgere per l'Italia, ecco, io penso che a questa segretaria dovremmo dare una mano. Abbiamo detto tante volte che il PD macina i segretari, no? Ne ha fatti fuori, mi pare, 7 in pochi anni. Ecco, magari se ci mettiamo d'accordo che questa volta insieme, nel rispetto e con la volontà di stare bene insieme, rispettando le posizioni di tutti, a questa segretaria vogliamo tutti dare una mano, forse dimostreremo quella maturità che non sempre nel passato ciascuno di noi ha dimostrato. Grazie Vanessa, grazie. L'ultima battuta, Laura. Sì, 3 parole. La prima, non è vero che io sto ricevendo un vitalizio dalla Regione del Veneto, essendo stata prima firmataria della legge che lo ha cancellato nel 2012. Io insieme ad altri 3 compagni di strada, per la precisione un altro del Partito Democratico e di Italia dei Valori, abbiamo rinunciato ad un vitalizio di 1.500 euro al mese. Mi scusi, voglio finire, 1.500 euro al mese che potevo percepire dall'età di 60 anni, quindi in 2 anni avrei recuperato quella che è stata la somma che io ho versato a favore del vitalizio, che mi è stata semplicemente restituita. C'è un piccolo problema in Regione del Veneto, abbiamo oltre 12 milioni e mezzo di debito annuale per pagare i vitalizi dei consiglieri regionali. È una vergogna sulla quale siamo intervenuti come Partito Democratico, ero capogruppo, ne sono orgogliosa e ho ritenuto per coerenza di non volere il mio diritto, che ad oggi avrebbe significato ricevere oltre 100.000 euro solo in vitalizio. Vita Natural Durante ne avrei ricevuti probabilmente 400-500.000 euro. Credo di poter dire che è stato un atto di grande intelligenza politica e correttezza nei confronti dei veneti. Dico solo che per quanto riguarda il nostro segretario, voglio dire che io non ho votato né vorrei né voterò mai, semplicemente ribadisco che invece lui il vitalizio, siccome non l'aveva diritto di ricevere perché non aveva ancora 60 anni quando è stato lasciato a casa, perché sappiamo che non siamo noi a decidere i parlamentari ma le segreterie politiche, quando lui è rimasto a casa ha fatto causa insieme con Alfano al Senato per ricevere un vitalizio anticipato che non gli è stato dato. Quindi Ci dici quanto ti hanno liquidato dalla regione per il vitalizio? Quanti soldi in contanti ti hanno dato? Quello che valeva per 2 anni, 40.000 euro. Cioè quanto? Sì. Quanto? 38-40.000 euro, credo, 38-40.000 euro. Quindi avrei
avrei potuto con quei soldi avere a Potevi 62 donarli al anni PD, il fare totale una bella e poi sottoscrizione fare... al PD se ti Io facevano schifo. credo che i veneti non vadano sfruttati, vedi Vanessa, abbiamo due opinioni molto diverse. Io ci tengo che il bilancio regionale del Veneto non risenta di una spesa assurda come il vitalizio dopo 5 anni a 1.500 euro al mese, superiore di 500 euro rispetto a quello nazionale, va bene, per il solo fatto di aver calcato la scena del Consiglio regionale del Veneto. Signore, dobbiamo chiudere, vi devo interrompere. Abbiamo finito il tempo. Quello che hai dichiarato oggi e dovresti veramente vergognartene. E quello del Senato di vitalizio. Arrivederci. Mamma mia, grazie di tutto Laura Pupato, Vanessa Camani di questa diretta a dir poco movimentata. Noi torniamo ora alla cronaca. Vi ricordo a proposito di scissioni che il nostro sondaggio parla di Partito Democratico e se questa nuova segretaria sarà in qualche modo divisiva. Abbiamo avuto un assaggio, un sospetto che forse rischia di esserlo e come, e adesso vediamo se è pronta da Treviso Marta Marangon, perché c'è una notizia importante relativa a una vicenda che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la ricorderete, è molto recente, a Treviso, all'istituto Turazza, un istituto superiore, una scuola superiore della città. Uno studente minorenne ha accoltellato un altro studente, non un compagno di classe ma un ragazzo che conosceva evidentemente all'interno della scuola, per una lite per chi dovesse prendere prima il caffè. È spuntato un taglierino, ci sono state queste ferite fortunatamente superficiali, si è deciso di prendere provvedimenti molto duri nei confronti di questo studente. Ce ne parla Marta Marangon, che vedo con un ospite. Sì, buongiorno da Treviso, siamo qui nella sede dell'istituto Turazza, con me il direttore Gianluigi Bettiol per la decisione che è stata presa dal Consiglio di classe relativamente al gravissimo episodio che si è verificato giovedì scorso, quando un ragazzo di 16 anni ha colpito con un taglierino un compagno, un 17enne, in seguito ad un litigio avvenuto durante l'intervallo davanti alle macchinette del caffè. Direttore, innanzitutto che decisione avete preso, ed è un segnale davvero molto forte quello che la scuola ha voluto dare? Sì, allora la decisione è stata una decisione forte, anche perché non ci è mai capitato di dover, come consiglio di classe, come collegio docenti, dover trattare una situazione di tale gravità. Ci siamo presi dei giorni di riflessione e anche abbiamo cercato di capire che dietro all'episodio ci sono due drammi, la famiglia dell'aggredito e la famiglia anche dell'aggressore. Quindi qui abbiamo fatto anche, come un po' siamo abituati come Engim, cioè quello di essere anche nel territorio e capire quelle che potevano essere anche delle strutture, delle agenzie educative che potevano darci una mano rispetto a una decisione non semplice da prendere anche da parte dei colleghi. Quindi ieri pomeriggio si è riunito in maniera straordinaria il Consiglio di classe, ha deciso l'allontanamento del ragazzo perché non ci sono le condizioni per poter in qualche modo garantire una sicurezza a lui, ma anche e soprattutto agli altri 800 allievi che ci sono all'interno della struttura, insegnanti e operatori. Quindi l'allontanamento, però con l'aggiunta e la collaborazione di un'agenzia educativa importante qua del territorio, che è Comunità Murialdo, con la quale ci siamo appunto intercettati in questi giorni per capire come dare anche in qualche modo un supporto a questo ragazzo che in questo momento qua chiaramente è condannabile in tutti i modi rispetto all'azione che ha fatto, però capiamo anche che dietro c'è un dramma e c'è bisogno in qualche modo di dare anche un segnale educativo. Noi siamo Engim, siamo scuola, non siamo né un tribunale né poliziotti, con loro abbiamo collaborato e su questo anche ci tengo a sottolineare che c'è stata una collaborazione fin dal primo giorno drammatico in cui ci siamo trovati a dover gestire una situazione completamente anomala all'interno di una struttura scolastica e sottolineo il fatto che c'è stata una collaborazione con le forze dell'ordine che ci hanno lasciato e ci hanno permesso in collaborazione di poter continuare l'attività scolastica, questo è anche importante. Quindi la decisione è quella di in qualche modo sì dare un allontanamento, che abbiamo condiviso chiaramente anche con la famiglia dell'aggressore, e cercare per quanto possibile di far fare dei lavori socialmente utili a questo ragazzo in collaborazione con la Comunità Murialdo, con cui appunto ci siamo interfacciati in questi giorni.
Nel frattempo comunque è stato interpellato il Tribunale dei minorenni che dovrà decidere su questa vicenda. Esatto, lì chiaramente noi non entriamo e non sappiamo come procederà il Tribunale dei minori e quindi è chiaro che la nostra proposta anche di questi lavori socialmente utili sono collegati a quello che poi deciderà il giudice rispetto a questo ragazzo. Però ripeto, non è solo l'allontanamento che magari può essere la cosa anche più scontata e più spontanea, ma c'è anche comunque un pensare, noi siamo un'agenzia o comunque siamo una scuola che è sviluppata anche in tutto il territorio italiano, dove appunto la nostra è la funzione di recupero, non di allontanare dei ragazzi. Okay. Chiaro che qui non ci sono le condizioni in questo momento e non ci saranno le condizioni anche perché questo ragazzo ha bisogno insomma di aiuti diversi, però abbiamo dato anche questa ulteriore possibilità. Ecco, in questi giorni avete avuto modo di parlare con i genitori dei due ragazzi coinvolti in questo caso di cronaca? Sì, i genitori del ragazzo aggredito li abbiamo incontrati più volte. Adesso ho sentito anche il ragazzo direttamente, ci siamo sentiti ieri telefonicamente, ci siamo confrontati, adesso ci sarà un incontro a metà settimana insomma, con lui e con la famiglia. E abbiamo sentito chiaramente anche la famiglia del ragazzo che ha aggredito. L'abbiamo sentita ieri, l'abbiamo sentita il giorno stesso e ieri dopo il consiglio di classe. Ecco, per quanto riguarda invece gli altri studenti della scuola, come avete intenzione insomma, di approcciarvi nei loro confronti dopo questo episodio? Allora, noi adesso abbiamo programmato chiaramente non solo degli incontri informativi con i ragazzi, chiaramente le classi coinvolte sono già state il giorno stesso e il giorno successivo monitorate rispetto a come hanno vissuto questa situazione, cioè le classi coinvolte di due ragazzi. In settimana incontreremo i rappresentanti di classe dei genitori, anche per tranquillizzare i genitori stessi, e faremo un collegio docenti straordinario domani con il presidente Engim anche per gli stessi insegnanti, dare delle linee guida e capire il perché succede questo, che ripeto poi è successo qui, ma è talmente inusuale o comunque talmente improvviso che potrebbe capitare in qualunque altro contesto. Questo è anche che ci fa pensare e capire che non possiamo fermarci solo al singolo fatto, ma capire che effettivamente, anche leggendo i giornali negli ultimi giorni, sono delle situazioni che si stanno sviluppando in maniera troppo frequente, quindi c'è bisogno anche come agenzie educative, scuola, ma non solo, perché da soli non riusciamo, cercare di dare una risposta e unendoci a questo disagio che si sta sviluppando in maniera molto molto evidente nell'ultimo periodo. Ecco, io ringrazio quindi Gianluigi Bettiol, direttore dell'Istituto Turazza di Treviso, e restituisco la linea allo studio. Grazie a Marta Marangon, grazie al dirigente per questo aggiornamento su questo caso davvero sconcertante di cronaca. Purtroppo abbiamo un altro aggiornamento da darvi su una vicenda che seguivamo da qualche giorno. È stato trovato senza vita l'anziano scomparso dalla residenza per anziani, dalla casa di riposo, e annegato nella vasca dei liquami di una stalla. Siamo ad Arsiè, quindi nel Bellunese. Dopo 4 giorni ogni speranza si è spenta. Questa mattina è stato trovato privo di vita Antonio Salina, l'85enne feltrino di Celarda, fuggito dalla casa di riposo di Arsiè. Per 3 giorni davvero un esercito tra vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino, protezione civile e tanti volontari lo hanno cercato in paese. In azione c'era anche l'elicottero dei vigili del fuoco, come riporta il sito del Gazzettino, che ha sorvolato fin dalla mattina il territorio. Purtroppo tutto inutile. Quando è stato trovato l'anziano era già morto. Era a 300 metri dalla struttura per anziani che lo ospitava, vicino alla stalla La Francescana, nella strada di Novegno, annegato purtroppo, come detto, nella vasca dei liquami. Quindi davvero un esito purtroppo tragico di questa triste vicenda. Ora andiamo alla Guizza, a Padova, con episodi sospetti che si stanno ripetendo, perché alcuni ragazzi sono tornati a casa con caramelle offerte da uno sconosciuto. Il fatto è stato segnalato alla questura. Un mese fa alla Paltana un bambino era stato avvicinato da un uomo in macchina che lo voleva far salire.
La voce in quartiere circola da qualche giorno, tanto che i genitori si sono organizzati per dare la caccia all'uomo sospetto che avrebbe offerto caramelle e sigarette ad alcuni ragazzini. Sabato pomeriggio alla Guizza un gruppo di mamme e papà ha cercato di individuare l'uomo che avrebbe avvicinato in qualche occasione i bambini tra 10 e 11 anni regalando loro dolcetti e sigarette. L'episodio che ha fatto scattare l'allarme tra i genitori è avvenuto pochi giorni prima, quando un bambino di 11 anni era tornato a casa e ha raccontato alla mamma che ad offrire caramelle e sigarette era stato un signore di 60 anni. Subito la voce si è diffusa e sabato pomeriggio i genitori hanno cercato da soli di trovare l'uomo appostandosi nelle vicinanze del patronato di Santa Teresa alla Guizza. Non riuscendoci però hanno avvicinato i poliziotti di quartiere e hanno fatto la segnalazione. L'episodio della Guizza sembra essere analogo a quello accaduto verso fine gennaio nel quartiere della Paltana. La preside dell'istituto scolastico della zona aveva inviato ai genitori una circolare nel quale segnalava che un alunno al ritorno da scuola era stato avvicinato da un uomo in macchina che lo voleva far salire a bordo. La vicenda aveva creato non poca preoccupazione e anche in questo caso era stata allertata la questura, che ora sta svolgendo le opportune verifiche. Non ci sono ipotesi di reato al momento, non si conosce l'identità e le intenzioni della persona sospetta, ma nulla viene tralasciato. Fin qui la cronaca, adesso vi introduco due nuovi ospiti con i quali parliamo del vecchio e famigerato posto fisso che pare non attrarre più di tanto, quantomeno il posto pubblico. Allora, mi ha raggiunto qui in studio, la saluto e la ringrazio, buongiorno, Silvia Carraretto, che è segretaria CISL Belluno Treviso per la funzione pubblica. Buongiorno e ben ritrovata. E dovrebbe essere collegato dal comune di Villorba il sindaco Francesco Soligo. Eccolo qua, buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei per la disponibilità, perché poi parleremo di un progetto particolare che il comune di Villorba ha avviato un pochino perché ci tiene al welfare dei dipendenti, no sindaco? E un pochino anche per attrarre qualcuno in più da assumere, perché di questi tempi è complicato. Allora io chiederei proprio al sindaco, al di là del progetto di cui parliamo tra poco, qual è la situazione in cui vi trovate voi amministratori locali, sindaci, ma sappiamo anche altri enti, nel reperire personale, perché ce n'è poco che si presenta ai concorsi e magari anche mal preparato o non con i titoli necessari. Sì, ha detto bene, purtroppo stiamo vivendo una situazione non bella, non rosea per quanto riguarda le assunzioni. Noi abbiamo bisogno nell'immediato di due tecnici da inserire nel nostro ufficio tecnico e praticamente prima del comunicato stampa che abbiamo fatto la settimana scorsa praticamente non si era presentato nessuno. Adesso abbiamo avuto circa 15-20 persone che si sono presentate, ma dai requisiti non ci siamo. Purtroppo nell'anno 2023 noi avremo 10 uscite causa pensionamento e siamo in seria difficoltà. Un grazie va anche alla provincia che ha fatto da garante appunto con la nuova iniziativa della settimana scorsa, dove si impegna a reperire risorse, e speriamo che sia una via da percorrere, perché la vedo veramente una situazione grave per i nostri uffici. Questo dovuto anche al lavoro che ha procurato il 110 e il bonus casa, quindi gli uffici tecnici adesso hanno triplicato o quintuplicato il lavoro da fare. Ecco sindaco, noi dunque speravamo di dare in diretta una buona notizia, che il fatto di dire approntiamo una serie di servizi di welfare per i dipendenti avesse attratto il personale di cui avevate bisogno, e invece ci sta dicendo che tra quelli che si sono presentati non ci sono le figure che cercate, è così? Adesso c'è tempo fino al 9 marzo, stiamo verificando le richieste, diciamo che per il 50% quelli che cerchiamo il diploma non è di diploma di architetto o non è diploma di geometra, ma altri ambiti, e quindi anche qui secondo me c'è una scarsa informazione che l'utente deve prendere atto, deve prendere visione, cioè non si può fare un concorso dove ti chiedono geometra e hai il diploma di informatico o viceversa. Quindi anche lì dobbiamo organizzarci meglio con la comunicazione. Certo, allora Silvia, l'esempio emblematico del comune di Villorba, no? Si sono inventati pure il discorso del welfare, tra poco chiederemo al sindaco in cosa consiste, ma ancora non basta. Ma cosa sta succedendo?
Allora, io penso che ultimamente il posto pubblico non sia più così attrattivo perché arriviamo da una serie di manovre che sono state fatte nel corso degli anni. Non dobbiamo dimenticare che comunque abbiamo subito una serie di tagli forzati, di blocco delle assunzioni, e questo ha progressivamente svuotato quello che sono gli organici. Dopodiché l'altra parte che secondo me pesa molto è anche le prospettive di carriera professionale, perché come citava il sindaco, per tutta la questione che riguarda il 110 io devo avere particolari figure, quindi architetti, geometri, quindi delle figure specializzate per fare quel tipo di lavoro. Oggi se penso che uno stipendio medio in ingresso in una pubblica amministrazione su 1.400 euro e magari quel posto lo va a ricoprire un privato, un laureato che magari arriva dal privato, qual è il problema? Nella pubblica amministrazione la possibilità di carriera non è così che all'acquisto di nuove competenze io ho anche dal punto di vista economico incrementale, ma anzi devo aspettare quello che è il rinnovo del contratto per vedere qualche altra risorsa aggiuntiva all'interno del mio stipendio. Il contratto nazionale è stato rinnovato l'anno scorso, la parte più importante di questo contratto tra l'altro è la parte che riguarda l'ordinamento professionale, perché l'ordinamento professionale degli enti e dei comuni è del 1999, quello vecchio, quindi 23 anni di ritardo rispetto a quello che è mutata la situazione poi. Il mondo è stato stravolto esatto, nel frattempo. Esatto, e quindi questo ovviamente pesano. Adesso siamo arrivati finalmente ad avere questo nuovo ordinamento professionale che dà anche la possibilità di fare della riqualificazione all'interno dei comuni, quindi di personale già esistente. E speriamo che questo insomma sia una delle strade insomma percorribili per attrarre i giovani, perché se vogliamo fare e rendere la pubblica amministrazione più aderente a quella che è la realtà, più smart, perché poi insomma è necessario che si innovi per essere al passo anche con quelle che sono poi le esigenze del territorio e dei cittadini, è necessario puntare sulla digitalizzazione. Ovvio che la digitalizzazione è una cosa che è prettamente collegata a quello che sono tutte quella generazione, la chiamo la generazione Z, quindi di tutti quei nuovi nati, che sono nati con l'internet e quindi dagli anni 90 in poi. Poi altra questione secondo me che molto pesa all'interno poi di quello che è queste figure è il fatto che se tu ricopri determinati livelli devi anche pensare a tutelare il rischio che è connesso allo svolgimento di determinate mansioni, esatto, e quindi devi anche pensare di dover farti una polizza per colpa grave, quindi aggiungi questo, aggiungi che hai una difficoltà poi di passaggio, questo insomma fa sì che un po' scoraggi quello che è la voglia di entrare nella pubblica amministrazione e soprattutto chi sa di avere delle skills o comunque delle competenze che può spendere benissimo sul privato, perché oggi anche il privato richiede le figure che insomma cercano i comuni, è innegabile insomma. Ecco, Sindaco, mi va il pensiero a quello che ha detto Fabio Chiesca, il Sindaco di Conegliano, nei giorni scorsi, riferendosi a chi si candida invece ad amministratore, no? Siete un po' nella stessa barca, dipendenti e sindaci e amministratori, nel senso che il sindaco di Conegliano anche lui ha detto che bisogna pagare di più chi si impegna negli enti locali e con questo anche questo riguarda anche evidentemente il personale. Lei nel suo rapporto quotidiano con il personale si ritrova nei punti che ha toccato Silvia? Ma direi proprio di sì, in una situazione di stallo come questa, appunto, il cui richiamo al posto pubblico è minato dal basso stipendio, dalla concorrenza del privato, come ha detto prima Silvia, che il privato già nelle scuole cerca ricambio generazionale, cioè ci sono delle realtà dove il privato va direttamente ai neolaureati e ai neodiplomati prima che si diplomino o si laureano a fare delle convenzioni con le scuole. E quindi sono più attratti dal privato, in primis per il stipendio, ma anche per la crescita personale. La mia visione è che si debba accelerare, secondo me, sull'effusione tra comuni di piccole dimensioni. Dobbiamo riorganizzare un po' tutti gli uffici, fare il servizio, il servizio dei comuni, cioè nel senso che si deve arrivare a una rete tra comuni con termini che permetta di aggregare i servizi al cittadino. Vedo Silvia che fa sì con la testa, è d'accordo, mi sa anche il sindacato da questo punto di vista. Prego, Sindaco.
Giovedì scorso in provincia c'è stata appunto una conferenza su questo, dove comunque si va ad accelerare la fusione dei comuni con Termini. Mi sembra che su 10 proposte di fusione ne sia riuscita una, perché non abbiamo ancora la mentalità e mi permetto di dire c'è ancora un po' di campanilismo su questo. Senta Sindaco, poi proprio Villorba era stata protagonista di un tentativo, no, di fusione negli anni passati che non è andato a buon fine. Esatto, non è andato a buon fine perché è mancata la comunicazione col cittadino, la comunicazione fa da padrone su questo e purtroppo, ma comunque siamo pronti a riprovarci. È una notizia anche questa. Beh, d'altronde, Sindaco, dove non arriva la persuasione comunicativa arriva lo stato di necessità a un certo punto, no Silvia? Assolutamente. È quello che è emerso giovedì in provincia. Assolutamente, è necessario pensare comunque ad una riorganizzazione, soprattutto per quegli enti piccoli che oggi vedono gli organici svuotarsi e il carico di lavoro crescere sempre di più e la difficoltà quindi anche di reperire personale, per cui anch'io su questa punto qua, insomma, sulle fusioni, secondo me bisognerà fare veramente dei ragionamenti ad hoc. Allora, ci fermi... Sì, prego Sindaco. Anche l'unione di servizi intanto per iniziare, per prendere mano, unificare i regolamenti dei comuni limitrofi, così si possono riorganizzare anche i servizi. Beh, noi vediamo già adesso, no, Sindaco, sia sul fronte dei servizi sociali che delle polizie locali, certo. Ci sono già parecchie convenzioni tra comuni e anche certo. Dirigenti prestati da una parte all'altra, l'abbiamo visto, perché questa cosa inizia da lontano. Io devo chiedervi di aver pazienza qualche minuto, che diamo le previsioni del tempo e la pubblicità e poi torniamo da dove ci siamo fermati a riparlare di questo tema. Tra pochissimo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al Meteo. Tempo ancora buono, mentre al centro-sud arriva una perturbazione che poi mercoledì condizionerà anche il nostro territorio. Il dettaglio di martedì 28 febbraio. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sulle Dolomiti e sulle Prealpi. Più nuvoloso in pianura, specie al mattino. Nel corso del pomeriggio più sole ovunque. Venti moderati da nord-est. Temperature ancora stazionarie, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece comprese tra 8 e 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in genere poco nuvoloso con maggiori addensamenti a est, ampio soleggiamento a seguire. Soffierà bora sostenuta sulla costa, anche forte a Trieste e sul Carso. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite alternate ad annuvolamenti, ma prevarrà comunque il sole. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 10-11 gradi. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci di nuovo in onda, eccoci di nuovo in diretta da studio con Silvia Carraretto, segretaria CISL, Funzione Pubblica Belluno Treviso, ben ritrovata, e in collegamento da remoto il sindaco di Villorba Francesco Soligo, perché stavamo parlando di carenza di dipendenti nei comuni, negli enti pubblici, negli enti locali, poca gente che si presenta ai concorsi e magari senza neppure stare a quelle che sono le caratteristiche, i requisiti, i titoli che vengono richiesti, e uno dei motivi, stiamo dicendo, per i quali purtroppo non se ne viene fuori, perché la gente appunto non si presenta e ce n'è comunque bisogno, è che i comuni mantengono tutti un loro organico che invece andrebbe magari rivisto grazie a una fusione tra enti che però è funzionata solo in un caso in provincia di Treviso, no? A Pieve del Grappa. Esatto.
E invece in altri esperimenti, Villorba compreso, che si è tentato di fare, non c'è stato modo. Sindaco, ma lei che frequenta i cittadini, che ha modo di parlare con i cittadini, com'è che si fa a convincerli? Si convinceranno appunto solo nel momento in cui magari vedranno mancare i servizi, perché poi parliamo di servizi, di burocrazia, tra virgolette, che ci si può anche accontentare che ci voglia qualche giorno in più, che so, per la carta d'identità piuttosto che per non so, un'autorizzazione qualcosa, ma quando cominciano a mancare servizi essenziali come il sociale o appunto come quelli di, non so, i lavori pubblici, anche solo le manutenzioni, la gente se ne accorgerà. Sono pienamente d'accordo, tengo a precisare che noi la fusione l'abbiamo provata circa 8 anni fa e delle cose sono cambiate da 8 anni a questa parte. Come ha detto lei, quando iniziano a mancare i servizi, quindi credo sia necessario ragionare in questo tipo. È chiaro che vanno coinvolti i cittadini, vanno coinvolte le associazioni, vanno coinvolte le azioni di categoria e quant'altra gente più possibile. Volevo agganciarmi un attimo ai concorsi. Con Centro Studi Amministrativi della Marca è stato organizzato un corso per candidati ai concorsi degli enti locali. Una buona notizia è che sono 12 incontri nell'arco dell'anno per formare appunto i candidati e hanno già raggiunto un numero massimo, quindi vuol dire che si è mosso qualcosa, le persone prima di fare il concorso magari desiderano essere formate per poi avere l'accesso al concorso. Questa è una nota positiva. Ecco, allora chiederei alla regia, Renato Capoglia e Francesca Pezzo, che stanno consentendo questa diretta, di proporci proprio il servizio relativo ai concorsi pubblici, a questa doppia iniziativa che vede protagonisti la provincia e l'ufficio studi amministrativi dei comuni della Marca. Vediamolo. Da una parte la provincia che si fa carico di attivare selezioni uniche del personale dei comuni, dall'altra il centro studi amministrativi della Marca Trevigiana che lancia un corso di formazione per prepararsi ai concorsi degli enti pubblici. Sempre più complicato per gli enti locali assumere dipendenti, alle prove se ne presentano pochi e quei pochi sono spesso impreparati. A Breda di Piave tutti bocciati al concorso per tecnici comunali, ma l'elenco di prove non superate o concorsi andati deserti è piuttosto lungo, da qui la sinergia tra provincia e centro studi. Facciamo un albo di idonei. Un albo di idonei significa fare una prova scritta e quindi stilare delle graduatorie che abbiano già uno screening da mettere a disposizione dei comuni, i quali potranno attingere direttamente a questo albo. In caso ci sia un solo soggetto disponibile, il comune che ha bisogno di quella specifica figura professionale potrà procedere all'assunzione diretta, altrimenti effettuerà una selezione semplificata. Noi pensiamo un po' che la legge dei grandi numeri questa diventi attrattiva, in qualche modo ci sia la possibilità di fare questa preselezione, la chiamo così, che dia delle opportunità a nuovi giovani, risparmia tempo il comune, risparmia tempo il candidato e speriamo che in qualche modo si rimetta in pista questa voglia di andare a lavorare nell'ente pubblico. Se da un lato ai comuni trevigiani mancano alla conta circa 265 dipendenti, stando all'indagine condotta dal centro studi, dall'altro chi si presenta ai concorsi arriva spesso impreparato. Si è pensato di istituire questo corso che è propedeutico all'affrontare il concorso presso gli enti locali. Cosa significa? Significa che ci saranno 12 lezioni suddivise in 4 moduli, ognuno dei quali riguarda una parte specifica dell'attività comunale. Avremo una parte teorica e una parte laboratoriale in cui verrà chiesto ai partecipanti di fare fattivamente quello che ogni giorno si fa in comune, perché spesso c'è una discrepanza tra la teoria e la pratica. Ecco Silvia, pensa che siano 2 strade interessanti da percorrere queste? Assolutamente sì, perché questo insomma il fatto che arrivino dei candidati che già sono preparati, questo sicuramente aiuterà poi l'ingresso anche all'interno degli uffici, perché ovviamente quando si parla poi di formazione ci sono anche gli enti piccoli che non sono in grado di garantire la formazione e quindi l'inserimento all'interno di quelle che sono le realtà degli uffici, e quindi secondo me questa è assolutamente una strada da percorrere. Come un'altra strada da percorrere è il fatto che ci siano queste graduatorie
graduatorie uniche, perché spesso ci troviamo più comuni che bandiscono magari gli stessi concorsi per gli stessi posti, e quindi rischiamo che le stesse persone partecipano agli stessi concorsi e che quindi poi abbiamo graduatorie uniche. Fatto il concorso, magari 2 idonei, assumo il primo che però rinuncia perché va dall'altro comune. Quindi secondo me questa è assolutamente, anche in un'ottica di gestione delle risorse, una cosa che insomma questo potrebbe sicuramente aiutare quello che è l'ingresso insomma di nuovi dipendenti all'interno degli uffici. Esatto. Sindaco, invece lei ci spiega qual è il progetto che avete appunto approntato in tema di welfare per diventare preferibili rispetto ad altri comuni? Del personale dipendente. È un percorso che è nato 3 anni fa e l'abbiamo appena rinnovato, quindi dal 2022-2024 per altri 3 anni. È un percorso in ambito specialistico di prevenzione. Noi abbiamo fatto un piccolo sondaggio tra i nostri dipendenti ancora 3 anni fa per capire quali erano le malattie, le sintomatologie che avevano la stragrande maggioranza dei nostri dipendenti, e da lì ci siamo rivolti all'esterno con una gara di interesse per proporre questi pacchetti di prevenzione. E da lì siamo partiti. A oggi abbiamo il 91% di adesione dei dipendenti, quindi sono 5 pacchetti l'anno che il dipendente può fare volontariamente o non lo può fare, che va dalla pneumologia all'oculistica, per l'uomo l'addome completo, per la donna la prevenzione donna e per l'ecotiroide. Siamo partiti appunto 3 anni fa con altri pacchetti e grazie a un sondaggio e la collaborazione dei propri dipendenti siamo arrivati alla seconda tranche, che è questa, dove loro hanno scelto cosa vorrebbero fare. E io credo che il benessere lavorativo, ma in qualsiasi ambito, non solo in ambito pubblico o privato, sia fondamentale per avere anche per accettare il lavoro e lavorare bene e in salute. Questa è la nostra visione, quindi prevenzione sempre e comunque, e abbiamo avuto appunto un grosso riscontro. Ecco Silvia, come valuta questa iniziativa? Allora, assolutamente, questa è anche già prevista all'interno del contratto nazionale, finalmente hanno sbloccato, perché poi insomma altre realtà non hanno potuto attivarla perché c'era proprio un blocco a livello nazionale, quindi con questo nuovo rinnovo del contratto ha previsto la possibilità insomma di attivare questi piani di welfare. Secondo me è una delle strade da percorrere per attirare comunque i giovani, perché arrivando dal privato molte di quelle che sono le aziende hanno già nel tempo passato attivato questi piani di welfare o comunque di sanitari, ci sono anche di fondi a livello poi regionale, e per cui questo insomma si traduce sicuramente, se non in un aumento di stipendio, però comunque in un'agevolazione che insomma spesso i lavoratori ci chiedono, e quindi io conto insomma che con il prossimo rinnovo del contratto che andremo a fare in ogni ente, che ci sia la possibilità un po' dappertutto di poter insomma istituire questo tipo di welfare anche in altri settori, insomma anche in altri enti. Benissimo, quindi potreste fare da modello ad altri comuni, ad altre amministrazioni, Sindaco, cosa dice? Magari. Comunque siamo forse il primo comune, da quello che mi è stato riferito, uno dei primi comuni in Veneto che ha adottato questo percorso di prevenzione. Ben venga se è il modello da esportare, siamo qui. Benissimo, allora io vi ringrazio moltissimo di aver aperto una finestra su questo tema. Chissà se abbiamo invogliato qualcuno magari a farsi avanti, no? O qualche giovane che si stava chiedendo se tentare con il pubblico oppure no. Io ringrazio Francesco Soligo, sindaco di Villorba, grazie sindaco di essere stato con noi. Grazie Silvia a voi. Grazie, altrettanto e buon lavoro alla prossima occasione. Silvia Carraretto, segretaria della CISL Funzione Pubblica Belluno Treviso, di essere stata con noi. Grazie mille. Grazie a voi. Allora,
Grazie a voi. Adesso vi ricordo quello che è il sondaggio che vi lanciamo questa sera. Torniamo alla politica con l'elezione alle primarie del Partito Democratico di Elly Schlein, nuova segretaria del PD. Rischia la scissione secondo voi il partito con l'elezione di Schlein, dunque una candidata che non si dava per vincente o per in vantaggio alla vigilia e invece ha sbaragliato il rivale Bonaccini. Rispetto alla Lega invece anche lì si sta per arrivare a quella che potremmo chiamare un po' una resa dei conti anche in Veneto, perché già ieri nei nostri telegiornali, nelle nostre trasmissioni di fascia pranzo, Roberto Marcato, il padovano Roberto Marcato, l'assessore regionale, aveva rimarcato che è il caso di fare a breve il congresso per il nuovo segretario nazionale della Lega, quello regionale in buona sostanza. Ieri sera proprio al Ring il sindaco di Treviso Mario Conte, che è in campagna elettorale perché a Treviso e Vicenza si vota a maggio, si è a sua volta schierato a favore dell'ipotesi di andare a congresso subito dopo le elezioni comunali. Sentiamo un estratto da Ring col nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Dopo le elezioni, quindi dopo Treviso-Vicenza, ci sarà il congresso della Liga Nazionale. Ma sì, lo condivido perché francamente mancano 75 giorni alle elezioni, adesso non è il momento di mettersi a discutere, confrontarsi, magari creare anche tensioni nel territorio nel momento in cui dobbiamo essere invece tutti uniti, compatti, e dopo la partita di Treviso e Vicenza potremo anche aggiungere delle valutazioni importanti a quello che è un dibattito fondamentale per il proseguio delle politiche nella nostra regione. Quindi oggi dobbiamo tutti concentrarci sulle amministrative, c'è Treviso, c'è Vicenza e ci sono altri comuni che vanno al voto e lì dobbiamo portare a casa il miglior risultato possibile. Da lì in avanti sarà nostra cura poi concentrarci possibilmente sulla segreteria regionale, perché come nel caso del Partito Democratico anche in casa Lega abbiamo bisogno di avere le idee chiare, di avere delle segreterie che sono espressione dei militanti, un programma politico convincente e da lì cominciare a lavorare con i cittadini nei territori, con i sostenitori, con i militanti per recuperare la credibilità. Così dunque Mario Conte, lo abbiamo sentito, favorevole a celebrare il congresso della Lega in tempi piuttosto rapidi. Ora vedo già collegata da Padova la collega Anna De Roberto. Parliamo di bullismo e movida anche selvaggia con i baristi del centro di Padova che corrono ai ripari con un corso di autodifesa addirittura. A frequentarlo anche la titolare della pasticceria Graziati, che appunto è in collegamento con la nostra Anna De Roberto. Buongiorno, siamo a Padova, centro storico, è la famosissima pasticceria Graziati alle mie spalle. Perché siamo qui? Perché Elena e Carolina, mamma e figlia, sono le protagoniste insieme ad altri gestori di locali di Padova e faranno questo famoso corso di autodifesa. I baristi sostanzialmente addestrati dalla polizia per provare a sentirsi più sicuri. Allora cerchiamo un po' di capire da Elena, titolare di questa storica pasticceria, perché si è presentata l'esigenza di fare un corso di questo tipo e poi in che cosa consisterà. Allora, in realtà è arrivata la mail con la proposta dell'app che a me è piaciuta molto perché ultimamente, ma forse non ultimamente, è stata una cosa che è cresciuta nel tempo, si sono visti dei cambiamenti all'interno della nostra società tali per cui le persone hanno cambiato un po' l'approccio. Non so se sia per un discorso di educazione, se sia per un discorso di post-Covid che comunque ha creato abbastanza, diciamo, confusione tra le persone. Nervosismo, dicevi. Nervosismo. Mancanza di pazienza, c'è stata un po' una rivoluzione all'interno del comportamento delle persone che ha portato poi a dover modificare anche il nostro approccio e il nostro comportamento. Quindi molte volte ci troviamo in difficoltà, non sappiamo come approcciarci. La persona nervosa, la persona che non ha pazienza,
riesce a gestirla, ma fino ad un certo punto. Fin dove possiamo spingerci? Cosa possiamo dire a questa persona anche per rilassare gli animi, perché di conseguenza una persona nervosa mi nervosisce tutto l'ambiente. Ecco. E quindi a me è piaciuta molto questa proposta, proprio perché soprattutto le forze dell'ordine, che più di noi sono a contatto con persone che hanno determinati tipi di reazioni, possono insegnarci come approcciarci e come reagire in determinate situazioni. Un nuovo fenomeno che ci raccontava Elena e che stiamo raccontando anche noi come giornalisti è quello delle baby gang, quindi ragazzini, sia italiani che stranieri, Elena, dicevi, che possono anche rivelarsi pericolosi. Possono rivelarsi pericolosi perché secondo me hanno l'incoscienza della loro età, un po' l'arroganza dell'inesperienza e quindi di conseguenza possono andarsi a mettere in situazioni che magari un adulto valuta e reputa non essere il caso di intraprendere e quindi portare a delle conseguenze piuttosto pesanti. Stiamo parlando anche dei semplici, tra virgolette, atti di vandalismo che possono mettere in atto proprio per dimostrare di essere quello che poi non sono, insomma. Pertanto anche quello, nel momento in cui trovi questi ragazzini arroganti che pretendono di fare quello che vogliono, cosa possiamo fare, dove possiamo spingerci, anche perché io ho visto l'esperienza con la scuola dei miei figli, non tutti i genitori sono disposti a collaborare e a rendere, diciamo, manifesto il fatto che i loro figli hanno un problema, pertanto diventa poi difficile la gestione. Quindi un corso per riuscire a tutelarsi, un corso per imparare degli strumenti, no? Quindi ci sarà la polizia, so che ci sono state tante adesioni, tu Carolina sei giovanissima, ma lavori qui dentro, perché hai scelto di partecipare? Allora, io sono diventata, anzi ho passato l'esame di Stato da commercialista a novembre e non avevo le idee molto chiare, perché in realtà il mio sogno è sempre stato quello di entrare nell'attività di famiglia. Avevo scelto un percorso di studi che mi portasse appunto alla professione di dottore commercialista e fino all'ultimo era stata quella la mia decisione, poi in realtà mi dispiaceva lasciare il sogno che avevo avuto per tutta la vita e anche 100 anni della storia della mia famiglia e ho deciso di entrare anche io e di iniziare questo lavoro con il pubblico, che secondo me è anche un lavoro, per come sono fatta io, molto importante anche per la persona, di poter sviluppare il rapporto con l'essere umano, e solo che è diventato una situazione molto difficile, soprattutto anche per il comportamento che ha la gente, perché questo sentore di aver sempre ragione essendo dalla parte del cliente secondo me sta superando un po' il limite, sì. Soprattutto perché si permettono di poter dare delle risposte o pretendono anche determinate situazioni che secondo me non rispecchiano quello che dovrebbe essere il rispetto della persona. Sono mai capitate qui alla tua famiglia delle situazioni di vero pericolo? Allora, di vero pericolo no. Però situazioni in cui ti trovi in difficoltà perché non sai come comportarti con l'interlocutore che ti trovi davanti, perché rischi anche di passare te come maleducato quando in realtà in una situazione al di fuori di un esercizio pubblico avresti dato una risposta completamente diversa, anche perché poi con la questione delle recensioni si rischia di fare una brutta figura, quando in realtà se la gente tante persone quando vedono delle situazioni del genere dicono: ma siete stati troppo bravi, ma come avete potuto sopportare una risposta del genere? E dopo queste persone vanno a scrivere che siamo maleducati noi, i nostri collaboratori sono maleducati, quando in realtà sono anche fin troppo educati, secondo me. Quindi avete capito, autodifesa, ma anche un corso che aiuti anche a livello psicologico chi gestisce un locale, con gli orari, con i ritmi e con le difficoltà che ci sono quotidianamente. Corso promosso dunque dall'associazione di categoria, a cui stanno aderendo davvero tanti titolari di pubblici esercizi qui in centro, e Elena e Carolina sono un esempio. Noi restituiamo la linea dal centro di Padova, è tutto. Grazie. Grazie ai colleghi di Padova, grazie alle ospiti naturalmente per questa testimonianza. Noi rimaniamo nel Padovano per parlare invece di infrastrutture, in particolare di un cavalcavia pericoloso. Passavo per il cavalcavia e da un giorno hanno bloccato tutto, quindi dobbiamo passare qua in mezzo alla strada praticamente e niente. Ti senti meno sicuro? Beh, decisamente, anche perché il tram passa, attaccato. Non è pericoloso? Sì, lo so, però mi sono trovata dall'altra parte della strada. Devo scappare, scusate, devo andare a lezione. La fretta, si sa, è cattiva consigliera,
Sono però in molti, dopo la chiusura della passerella ciclopedonale ovest del Cavalcavia Borgomagno, per i lavori di impermeabilizzazione a passare sulla carreggiata. C'è chi corre e c'è chi va contromano, tutto lungo la corsia del tram. Siamo sulla rampa che dalla stazione porta al Cavalcavia Borgomagno. Da ieri questa strada è bloccata e come vedete molti ciclisti e pedoni preferiscono prendere la strada piuttosto che seguire le indicazioni e allungare di molto il percorso. Il problema è principalmente per i pedoni che arrivano dalla stazione e che per percorrere i pochi metri del tratto chiuso si vedono costretti ad una deviazione che aggiunge almeno 5 minuti di strada in più. Per le bici non c'è il divieto di transito, anche se il passaggio del tram rende pericoloso l'attraversamento. Siccome che dopo devo girare via Liberi, ora faccio questo pezzettino qua fuori, però il problema che era pericolante per me, diciamo, nel punto di vista. Pensavo che ci fosse la possibilità di attraversare, pazienza. Molti passano sulla strada? Beh no, sulla strada no, non lo farei mai sinceramente, anche perché se mi spalmano sull'asfalto la colpa è mia. Tra qualche giorno, inoltre, verrà bloccato anche il traffico delle automobili per permettere il completamento dei lavori. Insomma, abbiamo visto scene davvero pericolose. Da Padova a Vicenza, in quartiere San Bortolo, dove è ripartito invece il cantiere per la riqualificazione dell'ex centrale del latte. I residenti, in questo caso, hanno chiesto al Comune un incontro pubblico per conoscere lo stato del progetto e le tempistiche. Il piano terra piuttosto che il primo piano e il secondo piano, come pure tutto quello che lo circonda, vale a dire il verde attrezzato, dovrebbe essere finito entro il 30/10, però già da adesso sapremo invece che quello che è il corpo storico del 1931 non potrà essere ultimato, comunque ci sarà una parte che non sarà fruibile. È la parte della riqualificazione dell'ex centrale del latte a San Bortolo che, restando incompleta a causa dell'impennata dei costi nell'ultimo periodo, più ha deluso le aspettative dei residenti. Questo edificio, destinato ad uso pubblico e l'area circostante risistemata, è di fatto considerato il nuovo cuore identitario del quartiere. Però per fare la piazza c'è bisogno che venga completato la parte esterna. Se non viene completata la parte esterna a nord, la piazza degli eventi non esiste. Esisterà del verde attrezzato, ma non esisterà. Se ci sono dei muri perimetrali che vengono affiancati ad esempio a negozi che sono storici, non può essere ripristinata solo una zona dove c'è il parcheggio bello per fare il parcheggio per le auto. Si deve considerare anche quello che è perimetrale, cioè, altrimenti si stanziano dei fondi parzialmente per fare delle opere, per far vedere che si sta facendo qualcosa, ma non si sta facendo al 100% quello che si deve fare. Mi riferisco nello specifico a un muro perimetrale che si può vedere in Viale Grappa 7 praticamente. Tutte osservazioni che sono state esposte all'assessore competente Matteo Celebron. Noi siamo contenti che la cosa proceda, sicuramente forse un maggior coinvolgimento, chissà che questo non sia l'inizio di una maggiore collaborazione. Abbiamo esposto all'assessore era che cercasse al più presto di recuperare dei fondi proprio e dei finanziamenti, perché se la cosa non viene ultimata durante i lavori di questa impresa Bordignon, saranno costretti a ritornare, quindi ulteriore tempo e ulteriori costi. Queste le istanze dunque del comitato. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e ritorniamo con l'ultima parte dedicata al lupo. Ultima parte della nostra diretta di questa prima edizione di oggi e parliamo, come vi ho anticipato prima della pubblicità, di lupo, di scomparsa ma anche ritorno del lupo sulle nostre prealpi venete e in generale nel nostro territorio, anche sulle montagne. Ne parliamo con l'ospite che mi ha raggiunto in studio, Fabio D'Artora. Buongiorno. Buongiorno. Tecnico faunistico, a cui chiediamo subito qual è la sua attività proprio inerente la presenza del lupo sulle nostre prealpi. Sì.
Io mi occupo di monitoraggio del lupo, gestione dei conflitti e partecipo al progetto di radiotelemetria appunto dei lupi per capire un po' come si muovono nel territorio. Già gestione dei conflitti ci incuriosisce, ma insomma, allora, il lupo era scomparso ed è ritornato. Spieghiamo qual è la situazione ad oggi, perché noi realizziamo tanti servizi che in realtà non sono dalla parte del lupo, sono dall'altra parte, cioè di chi si lamenta della presenza anche vicino alle abitazioni, ma soprattutto nei luoghi di montagna, presso gli allevamenti, eccetera, dove fanno purtroppo il lavoro del lupo, cioè vanno a caccia di qualcosa da mangiare. Il lupo è scomparso con un minimo storico negli anni 70 in Italia, ma non solo il lupo, molta altra fauna è scomparsa. Poi con l'abbandono delle montagne che ha portato non so, le persone a lavorare nelle fabbriche, comunque l'industrializzazione, ha visto un rimboschimento della montagna e un ritorno dei boschi, di conseguenza anche della fauna. In particolare in questo caso degli ungulati selvatici, e dietro gli ungulati selvatici anche il lupo ha fatto la sua comparsa, trovandosi ad oggi insomma anche nelle prealpi venete. Questo è un video che ci ha girato lei, a cosa si riferisce? Questo è un video del Bellunese dove si vede la coppia di lupi, il maschio in primo piano e la femmina che lo raggiunge, e è una delle coppie che ha popolato le prealpi. Ecco, perché appunto il monitoraggio abbiamo detto come avviene. Voi installate sostanzialmente nel territorio delle fototrappole che funzionano sia di giorno che di notte. Sì, le fototrappole funzionano di giorno e di notte, filmano tutti gli animali che passano e ci permettono di capire il numero minimo di lupi nel territorio e poi siamo attivi anche con un progetto di radiotelemetria satellitare dove catturiamo i lupi, mettiamo il radiocollare per studiarne poi lo spostamento e vedere quanto utilizzano e come utilizzano il territorio, quali prede cacciano, in che tipo di ambiente e tutte le dinamiche che ne conseguono e anche quanto si muovono vicino alle abitazioni. Ecco, vediamo se la regia ci propone proprio questa carta che abbiamo sul PC. Parliamo di questo? Di sì, questo esatto, questo è solo un esempio di uno degli animali radiocollarati e così possiamo vedere tutto il percorso che fa e appunto come utilizza il territorio. E ne fanno di strada? Sì, ne fanno di strada, ma è molto importante continuare questi studi per capire come sfruttano le risorse ambientali come la fauna selvatica, ma anche il domestico o anche gli scarti alimentari, ad esempio, in qualche caso. E quindi, si avvicinano parecchio allora? Si avvicinano parecchio alle case, come qualsiasi altro animale, diciamo. In questo caso, lì dove vedi un capriolo, lì passerà anche il lupo. Quindi, insomma, non fa niente che non facciano anche gli altri animali. Sì. Ecco, solo che fa un pochino di più paura, il lupo ovviamente. È purtroppo un animale che suscita dei contrasti. C'è chi lo ama alla follia e chi lo odia alla morte. In realtà la verità sta nel mezzo, cioè, è un animale selvatico che va studiato, va capito per poter gestire l'allevamento in funzione anche di questa nuova presenza. Ecco, abbiamo un'immagine proprio del momento in cui voi dotate di radiocollare così questi animali. Come li intercettate? Immagino vengano sedati in qualche modo e poi rimessi in libertà. Sì, vengono studiati con le fototrappole, poi si dispone appunto la sessione di cattura. A quel punto viene catturato con dei appositi strumenti, dei lacci al piede. E viene sedato, installato il radiocollare e liberato subito lì dove è stato catturato, quindi non viene spostato da là. Ecco, quindi non hanno un trauma di qualche genere questi animali, se non temporaneo, insomma? Sì, un trauma temporaneo ce l'avranno, sono comunque lupi molto forti e in tempo 3 giorni il lupo sta già predando una carcassa, sì, una preda, vediamo, quindi continua il monitoraggio per vedere lo stato di salute e finora insomma non è mai successo nulla al lupo. Insomma. Senta, i lupi sono animali che non tutti hanno, naturalmente, per fortuna anche in qualche caso, la fortuna di incontrare. Com'è l'incontro da vicino con questi animali?
L'incontro suscita parecchia emotività, perché comunque il lupo è pur sempre il più grande dei predatori qui da noi, e quindi lo ritroviamo poi fin da bambini nelle storie, attenti al lupo, Capogetta sì, al lupo. È il cattivo per antonomasia, in natura. L'orso ce l'abbiamo nella culla da piccoli, l'orsacchiotto, il lupo certo no. Certo che pure l'orso non è che sia simpaticissimo da incontrare, infatti, però insomma... Questo è l'immaginario collettivo. Incontrare il lupo insomma suscita parecchie, non so, c'è chi lo ama appunto alla follia, chi invece lo teme. Solitamente insomma al tempo di scattare qualche foto il lupo va per la sua strada. Capita spesso, soprattutto in questo periodo, adesso siamo alla fine del periodo della dispersione, del clou della dispersione, dove i giovani escono dai branchi dei propri genitori e vanno in cerca di un nuovo territorio per farsi un loro branco. E questo li porta a attraversare strade, case, essere magari trovarli su orari più disparati, sui posti più improbabili, e quindi aumentano gli avvistamenti di lupi proprio in questo periodo invernali. Perché appunto vanno in cerca di cibo, naturalmente. Vanno in cerca di un territorio. In branco o da soli? No, quando escono dal branco per farsi un territorio tutto loro, allora là vanno da soli. Il branco però, chiariamo che cos'è un branco, perché il branco dei lupi è una famiglia, cioè il maschio e la femmina che si incontrano, danno alla luce i piccoli, quello è il branco. Quindi non sono migliaia di lupi che si aggregano, ma è la famiglia. Al secondo anno circa, poi non è detto, insomma, è molto soggettivo. I giovani vanno via dal loro branco, si allontanano dalla coppia, dal territorio della coppia, per formare un altro branco lì dove ci sia spazio e soprattutto il cibo. Certamente. Allora, noi abbiamo realizzato dei servizi appunto nelle scorse settimane, periodicamente sia dal bellunese che dal bassanese, dall'altopiano di Asiago, ci arrivano report di animali predati, naturalmente di allevatori privati, quel che sia, che sono in allarme, non sanno più come rimediare, difendere i loro animali naturalmente da quella che è la natura che fa un po' il suo corso, perché eravamo abituati all'assenza del lupo, certo. E questo è il problema, no? Certo. Pensavamo che non ci fosse più, che non fosse più un problema, e invece la natura viaggia su altre strade rispetto alle nostre. Andiamo a vedere allora sul Monte Grappa il servizio realizzato, se non sbaglio, da Monica Smiderle qualche giorno fa, proprio sulla presenza, sull'avvistamento di lupi. Dal Monte Grappa e dall'altopiano di Asiago continuano ad arrivare segnalazioni di cittadini che riferiscono di assalti di lupi e di animali sbranati. L'ultima, in ordine di tempo, ci arriva dal signor Lanfranco, che abita a Fontanelle di Conco, in Contrà, Frighi. Ogni mattina, racconta, porto il mio cane a fare una passeggiata lungo il sentiero La Scaletta e mi accorgo che non ci sono più ungulati che invece fino ad alcuni anni fa incontravo a decine. Ora, continua il signor Lanfranco, ho paura per il mio cane. Questa mattina l'ennesima sorpresa, una volpe sbranata scoperta senza vita tra le foglie. Sono stanco, conclude, di notte si sentono forti i latrati dei lupi. Questo è lo sfogo del signor Lanfranco, che in realtà dà voce alla denuncia di tanti altri cittadini delle nostre montagne. Cittadini che poi ci mandano naturalmente spesso video, immagini, eccetera. Allora, vediamo subito anche l'altro servizio che abbiamo ricavato proprio per questo spezzone di diretta sui lupi in altopiano. I lupi tornano a far paura nell'altopiano dei 7 comuni. Circola in questi giorni un video che mostra quello che sembra essere, a tutti gli effetti, un lupo camminare nella neve a 2 passi dal centro abitato di Camporovere. L'animale è ripreso da lontano, ma il colore e il modo di muoversi sembrano proprio quelli di un selvatico, piuttosto che di un cane domestico. In poche ore queste immagini hanno fatto il giro del comprensorio e quello del web, andandosi a sommare a tutte quelle che abbiamo pubblicato nel corso degli anni in corrispondenza di predazioni, assalti e sparizioni di animali domestici a causa dei lupi. Solo qualche giorno fa i rappresentanti di malgari e allevatori erano andati a Roma per portare al Ministero dell'Agricoltura il grido di dolore del comparto che in Veneto e in molte altre regioni sta creando danni importanti. Nel frattempo, l'esponente leghista altopianese Giorgio Tagliaro ha subito pubblicato un post sui social sottolineando come i bambini siano spaventati e come questa presenza preoccupi non poco gli abitanti.
Tagliaro chiede catture e abbattimenti da parte di personale autorizzato e chiede anche quanto si dovrà aspettare prima che il problema venga preso in considerazione da chi di dovere. Domande che l'altopiano si pone da molto tempo, ma di risposte finora non ne sono arrivate. Allora, questo era il nostro Ferdinando Garabello, il servizio era di gennaio, l'altro di Monica Smidl di febbraio, a riprova quello che dicevamo, che durante l'inverno e nei mesi più duri, più freddi, il lupo si muove. Allora, l'ho vista sorridere a un paio di affermazioni di questi servizi. Innanzitutto, il lupo è pericoloso, la gente ha ragione ad aver paura. Allora, il lupo è un animale selvatico. E come tutti gli animali selvatici, mai mettere la mano sul fuoco, né per un cervo imbramito, né per un... Gli animali selvatici sono selvatici e quindi vanno tenuti comunque a una certa distanza. Il lupo, a maggior ragione, è anche un carnivoro. Quindi ad oggi dire che sia pericoloso per l'uomo non c'è nessun dato che lo possa provare e comunque non mi sento proprio di dirlo. Però va sicuramente monitorato per capire insomma, se questo anche aumento della distribuzione nel territorio possa portare a dei conflitti o comunque a delle situazioni poco gradevoli, insomma, quindi il monitoraggio prima di tutto. Esatto, perché lei dice, rispetto anche alle attività umane, lei lavora nell'ambito della gestione dei conflitti. Come si gestiscono i conflitti? Questo è il conflitto fra la fauna selvatica e la zootecnia, ma anche l'agricoltura in generale, sono temi molto caldi perché comunque sono difficili da gestire, servono investimenti adeguati e serve ricerca e continuare insomma, a trovare nuove strade per mitigare questi conflitti. Esatto, perché noi parliamo di lupi e di cinghiali generalmente. Sì, esatto, questi sono i due protagonisti. Il cinghiale ad oggi sta facendo molti più danni del lupo, però ovviamente non facendo sangue fa anche meno paura. Poi il lupo predando animali domestici, spesso sono animali d'affezione o comunque animali che, insomma, vedere un animale predato e averlo sotto casa così, un domestico, non è bello, insomma. Poi le dirò anche che il lupo fa il lupo, il pastore fa il pastore e si sono sempre scontrati da una vita e quindi ad oggi ci sono svariate tecniche che possono abbassare le possibilità insomma, che il lupo attacchi il domestico, però è difficile dire che le azzeri, insomma. Quindi quando un lupo prende di mira un gregge o un allevamento, anche emotivamente l'allevatore non sta bene, no? Quindi certo. non dorme sonni tranquilli. Per gli avvicinamenti alle città, invece ai paesini di montagna in questo caso è tutto nella norma, insomma, come abbiamo detto prima i lupi vanno in dispersione, lì attraversano strade, case, anche l'intero branco si muove vicino ai paesi, lì dove c'è il cibo, insomma, d'inverno soprattutto in montagna gli ungulati, i caprioli, i cervi stanno molto vicino alle case perché hanno i prati vicino, che sono ormai le unici zone che vengono sfalciate e trovano un po' più di ristoro, quindi il lupo li trova là, niente di straordinario. Di straordinario. Poi parlando proprio, mi viene in mente di cervi, di daini, noi abbiamo il Piave che è un'autostrada per questi animali generalmente, no? E spesso ci troviamo a raccontare di avvistamenti nelle zone anche di pianura a ridosso del Piave, ma insomma io ho memoria di aver visto Caorle, la Brussa, quella zona lì, interi branchi di cervi, no? O adesso magari ho detto una bestialità, ecco, caprioli e daini, ma ultimamente anche in centro città. Ce n'era uno a Vicenza l'altro giorno, ce n'è capitato uno a Conegliano, negli uffici della polizia locale, sì. Anche in centro a Treviso. Si mettono a rischio per cercare cibo? No, in realtà anche l'ungulato selvatico sta aumentando. Quindi anche nel servizio prima che dicevano non si vedono più cervi, mangiano anche le volpi. In realtà il trend della fauna selvatica degli ungulati è comunque in aumento. Il lupo regola le popolazioni, mescola un po' la genetica facendoli sparpagliare, correre, ne preda
gestisce le malattie con le predazioni, prendendo spesso l'animale un po' più vulnerabile, e quindi il lupo incide nelle popolazioni di ungulato selvatico, ma il trend è basato sulla risorsa trofica che trova l'ungulato selvatico, quindi non si vedranno più cervi, no, continuerete a vedere i cervi, forse saranno un po' più nascosti perché si mettono al riparo dal lupo, però il trend resta comunque quello, insomma. Facciamo una mappa, una geografia del lupo nelle nostre zone o nell'arco delle nostre montagne, anche a livello veneto. Dove lo si trova e fino a che altezza, diciamo? Allora, il lupo non è un animale di montagna, cioè lo stambecco è un animale di montagna, il camoscio è un animale di montagna, il lupo, come il capriolo, come altri animali, non è un animale di montagna. Però le montagne sono ormai le uniche roccaforti che mantengono ancora boschi e quindi una certa vitalità per poi far vivere tutta una serie di altri animali che siamo abituati a vedere in montagna, ma che se potessero stare in pianura, se ci fossero i boschi in pianura, ci starebbero volentieri. Il lupo lo vediamo in Veneto dalla Lessinia all'Asiago, al Monte Grappa, il Tomatico, il Monte Cesen, il Col Visentin, il Cansiglio e poi tutta la parte dolomitica, quindi anche nelle Dolomiti abbiamo il Longarone, abbiamo il Parco Nazionale con qualche branco anche lì. In pianura sicuramente ci sarà un flusso, visti i caprioli che arrivano fino a Jesolo. Io mi aspetto che il lupo prenda il Piave e venga giù a prendere quantomeno sì? Montello, Colli Asolani. Quindi ci dobbiamo aspettare che scenda, Sicuramente sì. Cioè, vista la quantità di cinghiali, cervi, caprioli che aumentano, di conseguenza il lupo si troverà benissimo. Si troverà benissimo, molto bene. E come possiamo gestire in pianura un'eventuale presenza del lupo? Beh, anche lì va monitorata la situazione, continuare con gli studi con radiotelemetria per capire come utilizzano le risorse anche trofiche e anche umane il lupo e prevenire quelli che possono portare il lupo a una certa confidenza, quindi non abbandonare i rifiuti, non lasciare le concimaie aperte. Quindi quando si ha ritagli di carne o macellazioni ci si deve preoccupare che non siano disponibili alla fauna selvatica, in modo da non abituare la fauna selvatica a stare intorno alle case. E poi si diceva prima che gli allevatori hanno chiesto l'abbattimento dei lupi. Ad oggi è una specie protetta e quindi non è cacciabile, ma anche se lo fosse non cambierebbe le dinamiche, cioè la volpe è cacciabile da una vita ma le galline le devi chiudere lo stesso e sarebbe uguale per il lupo, cioè avere la possibilità di gestirlo, ok, è una cosa che ci si auspica in modo da poter prevenire delle situazioni magari che andando avanti non sappiamo se possono verificarsi dei lupi problematici o potenzialmente tali, quindi avere la possibilità di intervenire è giusto, ma questo non cambierà lo sforzo degli allevatori nel proteggere gli animali domestici dall'attacco del predatore. È un dibattito che va avanti da tempo questo sull'abbattimento dei lupi, no? Sì. E che vede proprio dei fronti contrapposti. È cresciuta anche la sensibilità per tutti gli animali, siamo d'accordo, però è anche vero che in un ambiente estremamente antropizzato, urbanizzato, anche l'uomo ha una responsabilità di aiutare la natura a restare in equilibrio oppure no? Sì, allora noi possiamo continuare con il controllo sull'ungulato selvatico che aumenta in base alle risorse, quindi alle erbe, diciamo, al cibo. Al cibo, esatto. Il lupo, chi regola il lupo? Il lupo si regola con la sua territorialità, quindi una coppia denominata alfa ha un areale di circa 100 km². All'interno di quell'areale non possono entrare altri lupi, altrimenti vengono cacciati o addirittura uccisi e mangiati dai stessi lupi, come mi è già capitato di trovare.
E quindi andare a regolare il lupo sarebbe un po' difficile, perché è un animale che è all'apice della catena alimentare e se io disgrego il branco poi non c'è più chi difende l'incursione di altri lupi e che mantiene la forza del branco. Ricordo che se il lupo ha la forza riesce a tirare giù un cervo e a mangiarlo con l'aiuto del branco, altrimenti andrà più volentieri nel domestico. A mangiare il gatto che abbiamo lasciato fuori casa, esatto. tipo, fantastico. No, ma giustamente sono ragionamenti corretti perché la natura trova la strada. Sì. E questo è fondamentale. Allora, diciamo in chiusura, non aver paura di questo animale, studiarlo, monitorarlo, essere consapevoli che fa parte della nostra natura, è anche un segnale positivo, penso, per la nostra natura il ritorno del lupo. Sì, certo, è positivo. Ovviamente se parli con un allevatore c'è poco di positivo. D'altronde c'è un bel problema per l'allevamento. Sì, certo. E le recinzioni elettriche, tutto quello che si mette in campo, limitano i danni ma non li azzerano. Comunque il lupo sì, ti mette su una condizione di essere, insomma, abbastanza poco rilassato nel tuo lavoro, però neanche demonizzarlo all'infinito, insomma, non è un pericolo per i bambini, non è un pericolo al momento, insomma, non c'è per le persone, non la vedo così imminente, insomma, questo pericolo. Certamente, come dice lei, sono tutti equilibri da mantenere ed è importante in questo senso il lavoro vostro, di voi tecnici specializzati in questo ambito, per appunto gestire i vari fronti di questa presenza. Io la ringrazio moltissimo, Fabio D'Artora, tecnico faunistico, di essere stato con noi e di averci raccontato qualcosa in più del lupo, dalla parte del lupo tutto sommato e della natura, perché la natura appunto ha le sue regole che si interessano relativamente di quello che l'uomo fa, insomma, nella propria quotidianità. Andiamo ora a Grisignano, dove c'è il collega Daniele Garbin che ci parla della Fiera del Socco, che sta vivendo delle riflessioni, insomma, sul suo futuro, e vedo che ha anche un ospite. Daniele. Sì, buongiorno, grazie della linea studio, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo a Grisignano di Zocco, siamo all'interno del municipio in compagnia del sindaco Stefano Lain. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, ci troviamo qui perché? Perché ieri il sindaco è stato chiamato in causa dal suo collega di Tiene, no? Dicendo che lui ha una società partecipata del comune, l'aeroporto in questo caso, lei invece l'antica Fiera del Socco. Ecco, che sarebbero in teoria state messe a rischio dall'approvazione in Senato, la bocciatura più che altro della legge Madia nel decreto mille proroghe. Questo impone una serie di razionalizzazioni che potrebbero anche portare alla vendita, essere costretti alla vendita ai privati e anche alla svendita di società, gioielli di famiglia. È proprio così. La Fiera del Socco, anche lei, potrebbe essere a rischio, quindi essere svenduta a privati? Assolutamente no. E come lo è per la Fiera del Socco, ritengo lo sarà anche per l'aeroporto di Tiene. Quello che abbiamo visto in Senato è un processo nel quale si tentava, i nostri ministri o comunque i parlamentari tentavano di mettere luce a un problema che è la legge Madia o quello che si ritiene essere un problema. Noi con il sindaco di Tiene, con il collega Michelusi, che saluto, ci siamo incontrati proprio per confrontarci, avendo entrambi due società interamente partecipati, con finalità diverse. Ovviamente lui è un aeroporto, io organizziamo a Grisignano l'antica Fiera del Socco, ma comunque assoggettate alla stessa norma, che è la legge Madia. Nella stessa norma, ecco, sfattiamo il mito che ci deve essere la chiusura. Non è scritto da nessuna parte che ci debba essere una chiusura. Cioè, annualmente gli enti, noi comuni, con le nostre partecipate dobbiamo fare una comunicazione alla Corte dei Conti su com'è lo stato delle nostre partecipate. Nel momento in cui incorrano alcune situazioni, vi è l'obbligo, quello sì, è quello che impone la norma, la legge Madia, vi è l'obbligo di fare la razionalizzazione, che può contemplare anche la fusione o anche la cessione o quindi la dismissione. Ecco, razionalizzazione significa anche taglio. Per esempio c'è questa eventualità, il fatto di avere rami secchi, in qualche modo ridimensionare, snaturare alla fine. Corre questo rischio? Ecco, l'esperienza che abbiamo portato noi a Tiene è proprio questa, nel senso che dopo 2 anni che Grisignano non poteva fare la fiera e quindi aver messo in liquidazione proprio per queste situazioni la nostra società,
abbiamo attivato quello che prevede la norma, un processo di razionalizzazione e quindi incaricato uno studio apposito affinché valutasse e vedesse se la società poteva reggere nel futuro, e da lì emergono con i numeri dati alla mano che la società può benissimo reggere, fare il suo utile e quindi adempiere a quello che prevede la norma stessa nel suo oggetto e nella sua finalità, far sì che gli enti possano perseguire degli scopi generali di servizio pubblico attraverso comunque il contenimento della spesa pubblica. Ecco, quindi diciamo così, concludiamo, il messaggio è: la fiera continuerà a esistere, continuerà a essere il riferimento, ricordiamo anche i numeri di questa fiera, non correre rischi. La fiera non correrà rischi, la fiera è pluricentenaria, c'era prima di me e ci sarà anche dopo di me, e l'unico soggetto che può tutelare gli interessi di un'intera comunità e di quello che è la nostra fiera, che è un bene riconosciuto a livello veramente molto ampio, credo e sia solo e esclusivamente l'ente pubblico. Perfetto, allora con questa buona notizia ringraziamo il sindaco e chi vuole approfondire stasera rimando l'appuntamento al TG Vicenza e con questo restituisco la linea allo studio. Grazie Daniele Garvin al suo ospite. A me rimane solo il tempo per ricordarvi il quesito del nostro sondaggio di questa sera in vista di Ring. Elly Schlein, segretaria. Il Partito Democratico rischia secondo voi la scissione? 0422 1626 691 per rispondere di sì, 0422 1626 690 per rispondere invece di no. Come sempre la vostra opinione la sveleremo questa sera in prima serata a Ring alle 21:15. Vi ricordo gli ospiti questa sera del nostro vice direttore Ferdinando Avarino: saranno Giorgio Conte di Fratelli d'Italia, Marco Zecchinato della Lega, Anna Maria Bigon del Partito Democratico, Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente Veneto, e a seguire Maurizio Mestriner, uno dei candidati a sindaco della città di Treviso per il Movimento 5 Stelle. Lui rappresenta il Movimento 5 Stelle, Maurizio Mestriner. È tutto allora per questa nostra prima edizione. Io ringrazio nuovamente Renato Capoia e Francesca Pezzo in regia, vi saluto e vi do appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera. Arrivederci.